subito, siete ben svegli, siete belli, desti, siete svegliati bene, stamattina c'è il sole, perciò spero bene, su col morale, dobbiamo partire, dobbiamo essere veramente preparati a tutto, perché quando usciamo di casa so cosa ci aspetta. Perciò preparatevi, ma siate sempre guerrieri. Presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Mariano Caretta, psicologo, grazie di essere qui, assieme a Jacopo Graziani, studente universitario. Giusto, buongiorno, Jacopo? Giusto. Ci spiegherai un po' sta scuola. Saluto anche il dottor Giuseppe Lossego. Buongiorno, dottor Lossego, ben arrivato, grazie. Parleremo anche lei, sti vaccini anti-influenzali, il Covid che sale, che scende, bisogna capire anche qualcosa, i fragili che devono stare attenti. Abbiamo sentito anche il dottor Benazzi cosa ha detto, perciò sentiremo anche dalla sua esperienza e soprattutto dalla sua professionalità cosa dice, cosa vede in farmacia e cosa consiglia. Allora partirei proprio da Mariano Caretta, psicologo. Allora, dottor Caretta, cosa ci racconta? Questi ragazzi, queste devianze, questi menti insospettabili, abbiamo visto cosa è successo in America, però dottor Caretta, aspetti che finisco la domanda e poi le lascio tutto il tempo che vuole. Non è che ci sia proprio dopo se voglio sentire anche Jacopo, una provocazione un po' alta su quella che è l'aggressività, si parla male, si agisce male, questi ragazzi sono fragili, cioè questa violenza anche verbale, anche se non è fisica ma verbale, che può influire sulle menti fragili e dai, a un certo punto uno scoppia, perché tu la puoi vedere da una parte, la puoi vedere da un'altra, però stiamo parlando che in giro ci sono tante menti fragilissime e là non ne vieni fuori, perché non abbiamo le cure, non abbiamo i centri che dovrebbero esserci per queste persone, per le famiglie, perché è difficile avere una persona fragile in casa, tu non sai come gestirli, dove vai, chi ti ascolta, i soldi per pagare anche queste visite, cosa ci dice, dottor Caretta? Allora, guardi, sì, lei ha ragione, purtroppo la nostra società è molto influenzata da questa idea un po' di contrasto, se non di odio è una parola grossa, però di contrasto. E certamente menti fragili, menti in formazione, che stanno crescendo, che si stanno formando, giovani che si stanno formando, possono essere chiaramente facile preda di queste idee. Però noi come comitato oggi abbiamo voluto avere con noi un giovane, perché per fortuna tanti giovani non seguono questo, anzi tanti giovani si impegnano concretamente. E oggi c'è qua di fianco a me il mio amico Jacopo, che lui si sta impegnando veramente a fondo, è una nostra testa di diamante rispetto al comitato che abbiamo formato per questa questione che ci investe direttamente. Quindi sì, certo ci sono dei giovani devianti, indubbiamente, lei ha ragione, sono con lei, sul fatto che purtroppo i servizi nel tempo si sono dissolti, si stanno dissolvendo, era anche il mio lavoro quando facevo lo psicologo, adesso da pensionato mi occupo appunto di questo comitato. Però ricordo che certo fanno molto rumore questi giovani che fanno questi guai, che si comportano, le aggressività di questi giovani, però per fortuna la maggioranza dei giovani sono come Jacopo, studenti, persone che si stanno formando per il futuro e sulla base di persone come Jacopo che io sono ottimista rispetto al futuro nostro. Allora io per venirli incontro volevo aprire la parentesi, tutte le mattine dico che ci sono più ragazzi bravi, no bravi ragazzi, poi Jacopo ti spiego perché dico ragazzi bravi, non bravi ragazzi, che quelli non bravi. Il problema è che quelli non bravi riescono ad avere una visibilità enorme, tengono in pugno sindaci, forze dell'ordine, cittadini, gente che ha paura di uscire di casa alle 5 del pomeriggio, capisce dottore che è un po' difficile a non capire che forse c'è qualcuno che mette benzina sul motore e dà fuoco. Sì, però guardi, io sono ottimista su questo, sono ottimista perché ho la fortuna di conoscere tanti ragazzi impegnati, bravi. Certo,
fanno molto più rumore questi che combinano questi guai che non questi ragazzi bravi che sono il nostro futuro. Allora, sentiamo, aspetti che poi torniamo, sì. perché così andiamo anche dal dottore Jacopo cosa dice. Ecco, questi ragazzi bravi, ti spiego perché non bravi ragazzi, perché i bravi ragazzi sono quelli che ne combinano di tutti i colori, poi quando intervisti vicini, genitori, amici, sono tutti bravi ragazzi, mentre i ragazzi bravi sono quelli come te, che fanno e dimostrano la bravura che hanno nell'impegnarsi per la comunità, per la società. Prego, Jacopo. Intanto grazie per i complimenti. Io credo che, come ha già detto Mariano, la maggior parte della mia generazione sia composta da ragazzi bravi, ma bravi nel vero senso della parola. E poi anche da parte dei media, da parte dell'opinione pubblica si dà sempre più risalto a quella che è la piccola minoranza che ha più spazio, che sembra essere più una parte della società più in difficoltà. E credo che quello che non dobbiamo fare non dobbiamo demonizzare una generazione, ma anzi cercare di capirla e aiutarla per cercare di essere una generazione che è sicuramente diversa da tutte le altre, perché non possiamo pretendere che i ragazzi d'oggi siano uguali a quelli del passato. Però dal mio punto di vista ci sono tante brave persone, tanti bravi ragazzi, e non dobbiamo dimenticarci che la nostra generazione è quella che ha passato il Covid, un periodo difficile per tutti, ma difficile soprattutto per i più giovani, che erano quelli che hanno la mia età, erano le scuole medie o iniziavano le superiori, e giustamente siamo stati chiusi in casa, e probabilmente non è stata data abbastanza attenzione a questa generazione un po' dimenticata dalla politica e dimenticata da tutti. Senti Jacopo, è vero quello che dici, è molto vero, però io penso che forse grazie alla cultura, alla scuola, forse riusciamo a salvare questi ragazzi, lo sport. Cioè è inutile che ce la giochiamo, queste sono le vie a mio avviso per salvare questi ragazzi. Il problema è che quando uno sbaglia da giovane, 15-16 anni, viene messa subito l'etichetta. Nel senso, se uno spaccia una bustina diventa subito uno spacciatore, uno porta via una bottiglia o un qualcosa diventa un ladro, e noi siamo bravi a mettere le etichette, come nel mondo della disabilità, che è una parola che io odio, tanto è vero che lo dico sempre, li chiamo diversamente agili, perché sono così. Però mettiamo le etichette, li abbiamo chiamati coi peggiori nomi, e quello che fa specie è che quando io sono andata in questi istituti scolastici, anche ai licei, perciò non medie, e ho parlato con i ragazzi, ho detto ragazzi, specialmente col presidente della consulta giovanile, ho detto spiegami cosa sono i CEOD, non lo sapeva. Ma il grande problema è che non sapevano neanche i professori che erano presenti a quell'incontro che ho fatto. Capisci che c'è molto da lavorare, e questi ragazzi non è che possono aspettare in eterno che qualcuno si svegli e li faccia vivere quella quotidianità che avrebbero tutto il diritto di avere, perché si diplomano. Io ho avuto ragazzi diversamente agili, sono diplomati all'alberghiero, però non trovano lavoro, perché le aziende non li assumono, hanno paura, cioè la paura anche se uno è bravo. Io ho avuto un'autrice la scorsa settimana che sta scrivendo un libro bellissimo proprio sulla sua fragilità, e ha detto è vero che ho trovato il posto di lavoro, ma sono là però, non riesco a far carriera. Non riesco a salire, poi sentiremo anche cosa ne dice il dottor Caretta. Capisci che c'è molto da lavorare, forse culturalmente la politica deve crescere. Sì. Questo è il problema, perché là poi la chiave di sole. Sentiamo, dottor Lossico, cosa ci dice lei? Ecco, in base anche a quello che abbiamo detto, e poi parleremo naturalmente delle farmacie di questo Covid che sta rialzando la testa con i fragili, i poveretti, l'influenza. Prego, dottore. Sì, buongiorno a tutti. Io condivido perfettamente quello che avete detto. Noi in farmacia abbiamo un pochino il termometro anche della situazione, visto che gravitano molte persone dalle età più svariate, dai giovani ai meno giovani, agli abili ai meno abili, come diceva lei, ed effettivamente ci rendiamo conto anche noi di essere in un periodo particolarmente delicato. È vero che anche nel mio pensiero prevale
sicuramente l'aspetto di bontà d'animo, di buona volontà, di qualità dei giovani nella nostra società, e condivido perfettamente quello che è stato detto prima. È anche vero però che la preoccupazione per quelle fasce più deboli, per le fasce più sensibili, per le persone più esposte, diciamo, a tutti i rischi della vita quotidiana, dal network all'internet, allo stalking, alle rapine, alle aggressioni per strada, effettivamente sta diventando un problema, anche se è la minoranza dei giovani che causano queste gravi situazioni. È però un problema che anche noi in farmacia percepiamo, che anche a noi preoccupa per i nostri pazienti, ma anche per noi stessi, perché spesso i sanitari vengono aggrediti o in ospedale, in farmacia, per rapine. E sono situazioni che non fanno vivere bene, per quanto, giustamente, come avete detto voi, la fascia interessata di malvivenza, chiamiamola così, è una fascia molto molto più limitata rispetto alla fascia buona della società. Sentiamo il dottor Caretta, prego. Allora, io ricordo che lei ci ha invitati a Silea alla festa del volontariato, dove lei ha messo in campo tutta la sua energia e vitalità, e dove ci siamo trovati a confrontarci con tutte queste associazioni di volontariato, in cui queste associazioni si fanno carico delle situazioni di diversamente abili, di persone in difficoltà. Lei stessa anche di qualcuno in particolare ho visto durante questo, e credo che questa sia una cosa importante, perché al di là delle istituzioni il volontariato ha un ruolo veramente fondamentale su questo campo. Dove mancano le istituzioni, dove sono in difetto le istituzioni, sicuramente il volontariato ha un grande campo di azione, e un grande campo di azione ce l'ha la cittadinanza attiva, i cittadini che si fanno carico, i cittadini che intervengono, i cittadini che vogliono dire la loro, i cittadini che vogliono partecipare alla vita della società e alla vita pubblica. È su questa base che noi come comitato ci siamo messi insieme, perché non ci siamo accontentati di quello che le istituzioni ci proponevano, ma abbiamo voluto fare qualcosa in più, capire qualcosa in più, studiare qualcosa in più e dire la nostra su questa situazione. Allora noi come comitato tuteliamo la salute. Che si chiama il comitato? Comitato tuteliamo la salute. La prima cosa che devo fare però è naturalmente, come l'altra volta, fare un piccolo omaggio alla signora Mirella. Questo è un sasso dipinto da una nostra del comitato artista, che tra l'altro è qua dietro le telecamere la signora che questa artista che fa questo. Questo è un sasso del torrente Astico, torrente che è fondamentale per la vita di Montecchio Precalcino, paese di circa 5.000 abitanti sul nord-est vicentino, che in questo momento è in difficoltà perché una ditta, Silva, della multinazionale Ecoeridania, ha in mente di situare un impianto industriale veramente pericoloso dal nostro punto di vista. E le dico, cerco di dire velocemente alcune cose, magari dopo riprendiamo rispetto a questo impianto. Questo impianto è un impianto di trattamento di rifiuti sanitari ospedalieri pericolosi e non. E il farmacista, il dottore che ci ha preceduto, sicuramente di queste cose se ne intende anche meglio di me. Allora, questo impianto questo progetto di questo impianto, che attualmente è soggetto a VIA da parte della valutazione di impatto ambientale della provincia di Vicenza, dovrebbe essere situato all'interno di una cava, perché Montecchio Precalcino è il quarto paese più cavato d'Italia. Tutte cave di ghiaia che sono servite per costruire pedemontane attualmente, ma prima ancora la Valdastico, autostrade varie. Queste cave sono state riempite di rifiuti. In alcune di queste cave si vuole situare questo impianto a fianco di un impianto. Vediamo anche le immagini per cortesia dalla regia, tuteliamo la salute, grazie. A fianco di questo impianto e insieme a questo impianto c'è attualmente già in vigore da circa 40 anni, funziona un impianto di trattamento di sabbia da fonderia. Che già questo è un punto di domanda. Ecco, nell'immagine vediamo l'incontro con l'assessore regionale Bottacin. Ci stiamo muovendo su più vie per
per cercare di far valere la nostra voce, e stiamo avendo il sostegno di enti importanti, dell'UNESCO ad esempio, degli acquedotti Aceras, APS, AMGA, di Viacqua, del Consorzio di Bacino Alto Bacchiglione, e anche il Comune di Vicenza, il Comune di Padova, il Comune di Due Ville, a Bonoterme, Piove di Sacco, e ci stanno sostenendo in questa nostra attività di... Sì, Non bastavano i FAS, cioè ci mettiamo Sì, anche la ciliegina ecco nella qua. torta? Ecco qua, perché quello che sto Aspettate un dicendo- attimo, avete tempo Sì, tutti, sì. prego Jacopo. Sì, tra l'altro la questione PFAS è molto sensibile nel Vicentino. Le due falde più grandi dell'Europa occidentale sono quella della Valle dell'Agno, che è già stata inquinata dai PFAS, e vogliamo inquinare anche quella di Due Ville, Villa Varla. Sì, questo è un perché tema... la caratteristica pericolosità in sostanza grossa di questo impianto è che si colloca al di sopra della falda freatica più grande dell'Europa occidentale. Falda freatica che a 1,5 chilometri a valle di questo impianto rifornisce, per cominciare, gli acquedotti in parte di Vicenza, di Padova e di una serie di comuni del Padovano fino a qualche comune del Veneziano. L'altra cosa importante di questa falda è che, sempre in associazione con il Sile, primo fiume che nasce in pianura, Bacchiglione, secondo fiume che nasce in pianura, e quindi anche lì le risorgive del Bacchiglione, area protetta da un punto di vista paesaggistico ma anche da un punto di vista naturalistico soprattutto, eccole qua, e vengono in qualche modo coinvolte in questo, perché collocare questo tipo di impianto proprio sopra la falda, dentro una cava, quindi ancora più contatto con la falda freatica, è sicuramente una cosa che non riusciamo a capire come mai. Abbiamo Rinaldo in linea, poi continuiamo. Ecco qua. Vai Rinaldo, poi vediamo, Sì. abbiamo un'ora, perciò ce Sì, la sì, facciamo, ok, stia sì. tranquillo. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda i giovani crescendo i giovani, i sedrissa da soli, finché i fiori chi fa ste robe qua, ma c'è sempre sta, il mondo c'è sempre sta la parte cattiva, come che c'è adesso, però crescendo si mette a posto, incomincia a capire, incomincia a avere le robe più importanti, non è questione di educazione, è di vita. E la vita ti insegna a diventare buono, perché ti dà tutti i vantaggi che dà il mondo sociale, che dà la brava gente. E è così, il mondo è sempre stato questo, non è una novità. E dopo tutte le lotte che siamo andati a fare contro le multinazionali, non avevamo nessuna speranza, perché davanti i soldi vince sempre ori, alla col PFAF, con tutte le robe che ha fatto. E non c'è niente da fare, Mirella. Il mondo si driscerà, perché si driscia senz'altro perché si driscia, perché abbiamo avuto momenti brutti, come parla tanto di cosa di pandemia. Mi mettiamo Rinaldo, sa per cosa? Perché qua in spagnola è morto mio zio e mi ha messo il suo nome. E sempre sta e disgrazie, con vedere la poliomielite, con vedere tante robe. E il mondo le scattera tutte. Purtroppo le robe brutte dopo non se le ricordiamo più, e sono convinto che anche i giovani, quei 20 più grandi, diventano bravi persone, perché il gas è buona strada. Grazie Rinaldo, grazie, sei stato chiarissimo, Ciao, Mirella, grazie, buona settimana anche a te, sempre sul pezzo. Però quello che volevo capire, dottor Lossico, poi continueremo a vedere queste immagini e a spiegare che, con tutto il rispetto che posso avere per l'informazione che arriva, però a me piacerebbe sentire quelli che veramente hanno studiato, che conoscono di cosa si parla, perché poi ognuno può fare le proprie riflessioni, ma è possibile che non riusciamo a mettere attorno ad un tavolo le persone competenti, che le abbiamo, la meritocrazia, per capire se quella cosa che viene fatta nuoce alla salute, perché si sentono i vari pareri. Avete visto il caos che è successo con i vaccini ancora adesso, cioè questa informazione bisogna vedere da quale angolo la vedi. Prego dottore. Sì, allora le strutture preposte ovviamente ci sono, in tutta la nostra società è strutturata con delle situazioni, delle strutture destinate a vigilare, a valutare,
a decidere, a tutelare sempre comunque il cittadino, il paesaggio, per cui diciamo che le strutture ci sono. Questo vale nella vita di tutti i giorni, vale nella sanità, vale per qualsiasi aspetto della nostra vita sociale. Certo che in certe situazioni mi rendo conto anch'io che prevalgono delle logiche magari un attimino più legate, come diceva la persona che ha telefonato prima, Remiso, legate a un discorso anche economico, per cui da quando mondo è mondo l'influenza del denaro purtroppo ha sempre avuto la sua importanza, per cui non viviamo in un mondo completamente incorruttibile, completamente inattaccabile. Per cui su questo bisogna vigilare molto, vigilare sulla società, vigilare sulle persone che hanno posizioni importanti all'interno di certe decisioni. Io capisco il dolore dei suoi ospiti che parlano dell'installazione di quell'impianto, perché se capitasse a casa mia sarebbe la stessa cosa, starei male anch'io, probabilmente sarei lì con voi adesso a protestare, a lottare. Lo capisco perfettamente, capisco l'importanza economica di installare un impianto del genere che dà lavoro ai cittadini, che porta benefici, cioè vengono fuori 1000 aspetti e altri 1000 però, se non valutati seriamente, possono creare dei grossi danni. Per questo che io dico, chi è nelle posizioni di controllo deve effettivamente essere a sua volta controllato e avere una obiettività reale dei danni che possono fare in tutti i settori della nostra vita. Allora, mi dispiace anche per l'ottimismo che ha il dottor Caretta, però io ho avuto un professore la scorsa sabato, mi sembra settimana, il professor Bressa, ci parlava di economia, poi mi rivolgo a Jacopo, il quale proprio alla mia domanda, ma i valori, l'etica, mi ha detto: guardi, se la scordi, perché il mondo sta andando da un'altra parte. Iniziare dalle banche, dalla grande finanza, non esistono più valori, l'etica non ne parliamo, contano, come ha detto il dottor Losego, i soldi. Ecco, l'economia e la grande finanza in mano a pochissime persone che diventano sempre più ricche e dei valori proprio se ne fregano altamente. Secondo te, visto che bisogna essere ottimisti, e come dice il dottor Caretta, io ho altri studenti che vengono e dicono prima o poi ce la faremo, ecco perché come dice Caretta sono ottimisti, siete ottimisti, il problema è arrivare a questo, arrivare a fare meno danni possibile, come dice il dottor Losego, con dei controlli che dovrebbero esserci, ma che non li vediamo, perché mancano i soldi, mancano le persone, mancano, però dove vogliono loro ci sono. Tu cosa dici? Beh, è importante investire il denaro per scopi giusti. Nel caso in cui, per quello per cui siamo qua noi, si tratterebbe di un impianto realizzato da una multinazionale genovese, quindi la seconda azienda al mondo di trattamento di rifiuti sanitari ospedalieri, quindi di sicuro non fa gli interessi dei veneti, non fa l'interesse del nostro territorio. I rifiuti sanitari che arriverebbero a Montecchio Precalcino arriverebbero tutti da fuori dalla provincia di Vicenza. Scusa Jacopo, e poi chiedo Sì. anche a Caretta, ma le autorizzazioni da dove arrivano per fare questo impianto? L'autorizzazione arriva dalla provincia di Vicenza, che dovrebbe esprimersi a breve, non sappiamo bene la tempistica. E difatti auspichiamo che la provincia di Vicenza e il presidente Andrea Nardin diano un parere chiaramente negativo, come hanno chiesto tanti enti autorevoli oltre a noi. È un impianto che non porterebbe nemmeno posti di lavoro, perché è un impianto automatizzato e all'interno del quale ci saranno decibel veramente alti, quindi... E sopra la provincia c'è la regione? No. La regione non è coinvolta in questo processo, la regione è coinvolta nell'approvazione delle zone di salvaguardia. L'impianto si trova all'interno di questa zona di salvaguardia per i pozzi idropotabili di due ville, Villa Verla. E la Regione del Veneto dovrà approvare le zone di salvaguardia. All'interno della zona di salvaguardia è vietata la gestione di rifiuti e la gestione di sostanze chimiche.
e quindi se venissero approvate dalla Regione del Veneto non ci sarebbe più alcuna Fino adesso non sono state approvate? E sono state approvate dai sindaci dei comuni di Alto Bacchiglione e recentemente, un mese fa circa, e ora la Regione del Veneto deve dare l'ultima parola e approvare queste Mi zone. sa che non ci arriveremo perché si va saranno alle le elezioni. elezioni, perciò si blocca tutto. Sì, Dottor sì. Caretta, lei. Allora, io volevo precisare un attimo quello che ha detto il dottore. Sì. Perché rispetto al fatto che una multinazionale possa dare lavoro, benefici, eccetera, io sono assolutamente d'accordo con lui. Però in questa situazione non darà lavoro perché è tutto automatizzato, poi voglio anche capire quei pochi che vanno a lavorare, che devono manovrare situazioni così delicate e pericolose come materiale sanitario pericoloso, infettivo, eccetera. Ed è quello che sostiene la ditta. La ditta sostiene anche che ci saranno benefici per i cittadini. Io sinceramente ho difficoltà a capire quali saranno i benefici per i cittadini, ma la cosa importante e grossa per cui noi diciamo questo impianto non può essere fatto in questo posto, ritorno, è il discorso della falda freatica, dell'acqua. Nel caso di un incidente, che ci auguriamo che non succeda, però non doveva succedere neanche nel Vajont, un incidente, diga perfetta, abbiamo visto anche qua, impianto perfetto, ma può sempre succedere, vuol dire che centinaia di migliaia di cittadini che sono riforniti di acqua potabile da queste risorgive. Tenga presente anche che il comune subito dopo dove viene fatto l'impianto, il comune di Due Ville, più di 20.000 abitanti, non ha l'acquedotto, perché tutti pescano direttamente dalla falda, quindi in caso di inquinamento il comune di Due Ville sarebbe veramente a pezzi. Ecco, allora su questo io intendo dire. D'altra parte, l'altro aspetto è che già la provincia di Vicenza è una delle province più inquinate da un punto di vista atmosferico d'Italia, è la quarta. Adesso qua andiamo ad aggiungere, perché questo trattamento produrrà nebbie acide, nebbie alcaline e altre fumi, tutto sotto controllo, tutta un'azienda che funziona, eccetera. Poi sui controlli ho anche qualche dubbio per esperienza. E l'altra cosa è il traffico nell'ambito di una situazione viabilistica di campagna, con stradine, strade strette o strade percorse da pendolari che vanno alla stazione, perché al centro di questi due impianti, da una parte T50 lavoro sulle sabbie di fonderia, dall'altra T44, in mezzo c'è la stazione ferroviaria di Villaverno Montecchio, della linea che collega, adesso la facciamo vedere, che collega Vicenza a Schio. Allora, chiaro, la gente va lì in bicicletta, va lì in auto e ci sono file di camion. Prima abbiamo visto una slide rispetto alle file di camion che attualmente lavorano sulle sabbie. Allora, la ditta Silva ha previsto che nel momento in cui entrerà in funzione questo impianto ci sarà un po' più di traffico in queste strade. Parla la ditta e non il comitato di mezzi leggeri per un totale di 222 al giorno, mezzi pesanti per un totale di 104 al giorno che devono andare in questo impianto, perché tutti sappiamo, io ho lavorato nella sanità, il dottore me lo può confermare, che per fare le 72 tonnellate, mi pare, di lavorazione annuale di questi rifiuti ospedalieri ci vogliono camion e camion, perché sono prodotti leggeri, non pesano come il piombo, quindi ci vuole una gran quantità di mezzi. Saranno 70.000 tonnellate di nuove sabbie lavorate, 32.000 di rifiuti ospedalieri lavorati. Ecco. Vogliono lavorare in questo impianto un ottavo, per capirci, dei rifiuti sanitari nazionali. L'ultima cosa è che oltre a naturalmente questo impianto per la lavorazione di rifiuti sanitari è previsto un hub, uno stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, dove ci sono centinaia di tipi di rifiuti che devono essere stoccati lì, e dicono almeno per un anno, rifiuti pericolosi, solidi e liquidi. Ci possiamo immaginare che ci sarà sicuramente tutte le precauzioni del caso, ma se dovesse succedere un incidente, questi, soprattutto i liquidi, vanno a diretto contatto con la falda e quindi andrebbe tutto a farsi... Però, dottor Caretta, io con tutto il rispetto che posso avere per le persone che veramente si impegnano in questo,
Ma mi sembra che dovrebbero essere i sindaci che invitano la cittadinanza a capire, perché prima di tutto sono loro i responsabili della salute dei cittadini. Perciò, a mio avviso, come è successo anche per i bacini di laminazione dove i comuni si sono riuniti, i sindaci si sono riuniti per portare avanti la loro tesi, giusta, sbagliata, ognuno la può vedere. Però dovrebbero essere i sindaci che spiegano ai loro cittadini chi ha autorizzato questo, perché ci vuole anche il parere amministrativo, cioè non è che solo la provincia, qui si parla comune, provincia, regione. Ci sono 3 importanti figure che dovrebbero spiegare, l'abbiamo visto anche l'assessore Buttaccini, mi sembra, in regione, è lui fino a che almeno ho sentito che non si ricandida più, non so se è vero, ma con tutte le rogne, ma a livelli molto alti che ci sono, non so cosa dire. Ma soprattutto capire che questa informazione non arriva dagli addetti ai lavori. Cioè i sindaci dovrebbero invitare le persone competenti, medici per l'ambiente, ad esempio, che ci sono. Li abbiamo invitati noi. Sì, ho capito, ma dovrebbero essere loro, visto che sono loro i responsabili della salute dei cittadini. Giusy, vai Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, volevo parlare col dottor Losigo. Sì? Dottor Losigo, mio marito ha preso l'herpes zoster e aveva visto nella gamba esterna da alto e fin sotto il piede delle tipo punture di insetti e pensava a quello. E siamo andati dopo 3 giorni al pronto soccorso perché era di domenica al guardia medica e appena hanno detto questo è l'herpes zoster, una cosa dottore che non avevo mai visto. E siamo andati il 3° giorno che dovevamo andare subito, ma chi sapeva che quelle tutto rosso così, ma poteva essere l'herpes zoster. E adesso tutte le bolle si sono essiccate, ha dei antidolorifici, però non dorme né di giorno né di notte, dottore. È già dal 22 di agosto e hanno detto che è lunga questa cosa qui. E io sono andata a farmi il vaccino subito perché hanno detto che non si prende così, solo se tu metti le mani nelle bolle. Si è seccato tutto, però gli sono rimasti i dolori interni del nervo perché prende il nervo, mi hanno detto, della gamba. Cosa mi può dire, dottore, perché siamo qui che lui non dorme né di giorno né di notte e io quando va in bagno devo andarle dietro con l'ace gel per pulire water, bidet e tutto, perché mi devo sedere anch'io dopo. È una cosa che mai vista, dottore, mai vista. E dopo dico, ma noi dicevamo, ma cosa andiamo a fare anche il vaccino per l'herpes zoster? Adesso l'ho capito, questo volevo dire. Non è quello della bocca che ti viene sulla bocca. No, è un'altra Lei lo roba. sa? Una cosa impressionante, dottore. Grazie Giusy, fammi andare avanti, grazie, hai spiegato molto bene. So che il dottor Caretta vuol dire qualcosa. Sì, sull'herpes zoster devo dire qualcosa. Apro una piccola parentesi e chiudo. Io e mia moglie, che è qua dietro le telecamere, siamo vaccinati contro l'herpes zoster. Allora, io ho lavorato nella sanità e sono un sostenitore dei vaccini, però ci siamo vaccinati perché poi ci sono queste conseguenze, soprattutto su persone come il sottoscritto che ormai ha raggiunto una certa età. Quindi è meglio prevenire piuttosto che curare. Questa è la mia parentesi. Dottore, a lei la risposta alla nostra Giusy. Sì. Beh, anch'io aggiungo che ho appena fatto anch'io la vaccinazione per l'herpes zoster, per cui la consiglio, non ha assolutamente nessun effetto collaterale ed effettivamente mette al riparo da quelle che sono queste forme virali, l'herpes zoster, la famiglia del fuoco di Sant'Antonio, herpes labiale, herpes vaginale, sono molto fastidiosi, sono contagiosi, sono ovviamente curabili con pomatine prima se siamo in una fase iniziale, successivamente con dei farmaci antivirali come starà facendo il signore la cui moglie parlava prima. Sono dolorosi,
dolorosi, perché interessano poi tutta una fascia di nervi, portano delle nevralgie, delle patologie fastidiose e purtroppo sono contagiosi, per cui bisogna prestare massima attenzione, non solo per le bolle, ma proprio anche per gli indumenti che si usano, per gli asciugamani. Per cui diciamo che effettivamente è un problema anche abbastanza diffuso. Come tutte le cose, dove si può intervenire passano. Però, dottor con Losico, mi adeguate. scusi, non sarebbe il caso, è qua il grande problema, che queste persone, visto che devono andare dal medico di famiglia per le ricette, per tutto, perché funziona così, almeno chi ha la fortuna di avere il medico di famiglia. Ecco qua il ruolo del medico di famiglia, di informare, di far capire l'importanza dell'igiene, perché capisce che se Giusy ha chiamato vuol dire che c'è qualcosa che ancora non arriva. Fin dove sono sicura? Come faccio a essere sicura di non prendere niente visto che è contagioso? Capisce che non ci siamo proprio con l'informazione che deve arrivare, ma finché i medici di famiglia hanno 5.800 pazienti, dico una cifra per far capire quanti pazienti hanno, che devono fare i commercialisti, che devono visitare, che devono attrezzarsi sempre di più perché le domande con una popolazione che diventa sempre diversamente giovane, con tante patologie, ha sempre più piacere di essere visitata e capita, che non sanno adoperare l'online perché non lo sanno adoperare. Qua Jacopo dovreste fare anche voi un mondo col mondo del volontariato, andare a iniziare a questi diversamente giovani che all'improvviso gli hanno dato la carta di credito, l'iPhone e devono sapere tutto e nessuno ha insegnato niente. Capisce, dottore, che siamo, e per fortuna che ci siete voi che hanno un punto di riferimento, tanto è vero che vi hanno passato un bel cerino, perché prima eravate una farmacia, adesso diventate veramente dei servizi alla persona importantissimi, o sbaglio, dottor Losico? Sì, lei, Mirella, ha centrato in pieno il problema. La classe medica, in particolare la classe medici di base, sta soffrendo molto perché per queste situazioni che si sono venute a creare, essendo oberati di burocrazia e non riuscendo più a svolgere un'attività medica serena e tradizionale come nella professione del medico, c'è stato un notevole abbandono della professione, per cui non si trovano medici di base, per cui la popolazione resta scoperta. Questa è una cosa che fa molto molto riflettere e pensare, e comunque è un problema che vale non solo per il Veneto, non solo per l'Italia, vale per tutta Europa, per cui diciamo che la situazione che riguarda la classe medica è una situazione molto delicata, però globalizzata. Ecco, qui se, come ha detto giustamente lei, senza voler assolutamente per nessun motivo entrare nei settori di competenza del medico o di altre professioni, la farmacia si è messa, specialmente dopo il Covid, ma anche prima, con la cosiddetta farmacia dei servizi, si è messa a disposizione del cittadino, della popolazione, come primo presidio. Faccio un esempio banale. Il discorso della signora dell'herpes di suo marito. Ora, al minimo dubbio che voi pazienti potete avere, avete una farmacia sotto casa, un consulto gratuito per quello che può essere di competenza del farmacista, di dare una prima valutazione che possa indirizzare poi al medico, al pronto soccorso, a chi di dovere, voglio dire al medico di guardia, però una prima indicazione, e qualche volta, se sono patologie minori, spesso anche la risoluzione a un problema, qualora fossero, ripeto, problemi non seri e gravi, la farmacia ti permette di farlo. Ha capito perché l'ho invitata, dottor Losico? Ha capito perché? Perché anche questa informazione deve arrivare, perché magari non sanno, hanno paura di disturbare. Scusa Paron se ti dico qualcosa, abbiamo ancora così, scusa, perché siamo così, specialmente i diversamente giovani come li chiamo io. Assunta da Venezia, vai Assunta. Sì, buongiorno a tutti, bentornati. Grazie Assunta. Ascolti, io cambio un po' argomento, Sì? ma essendo dei medici possono anche capire il mio argomento. È giusto che chi calpesta una persona in 5-6
le spaccano le rene, le rompono il polmone, le danno una coltellata al cuore, gli tagliano la gola, lo distruggono in poche parole e poi muore dopo 10 giorni di agonia questo ragazzo. Vengano calcolati incapaci di intendere e volere. Io vorrei non una risposta, un qualcosa che mi tranquillizzi, ecco, anche dai medici presenti. Non so che non possono dire il loro parere, perché ma saranno padri anche loro. Giusto calcolare incapaci di intendere e volere queste persone. Grazie Assunta, deve risponderti un avvocato su questo, purtroppo non un medico, il medico può curare le ferite, quelle che rimangono se sono curabili, ma un avvocato. Assunta, grazie, devo assolutamente andare in pubblicità, poi parleremo, pubblicità. Partiamo ancora col dottor Massimo Mariano Carretta, psicologo, ma soprattutto questo comitato Monteco Precalcino di Vicenza. Prego dottore, cosa vuole dire? Allora, noi come comitato, avete capito, diciamo no a questo impianto in questo posto. E per dire no abbiamo ben studiato la pratica, abbiamo consultato gli esperti e una serie di enti e associazioni. Io qua ho una lunga lista di enti e associazioni che hanno detto no a questo impianto. Ne leggo qualcuno. Ato Bacchiglione, che gestisce le acque del Bacchiglione, questo fiume che nasce 1,5 chilometri dopo questo impianto. Viacqua gestisce gli acquedotti di Vicenza, Ace Gas eccetera che gestisce acquedotti di Padova. Il Ministero della Cultura e la Sovrintendenza delle Belle Arti del Paesaggio di Verona, perché poco distante c'è una villa palladiana che vedrà tutto il traffico dei camion pesanti proprio davanti. È una villa che era in qualche modo diventata un rudere, adesso un benefattore l'ha restaurata ed è una meraviglia, però è chiaro che con questi camion. L'UNESCO sempre per questo ha detto di no. La LIPU, la Lega Italiana Protezione Ambiente, teniamo presente che lì c'è il Bosco di Due Ville, area protetta naturalistica. L'ISDE, torniamo ai medici per l'ambiente, per le conseguenze relative all'inquinamento. Lega Ambiente, alcuni docenti dell'Università di Padova che hanno studiato approfonditamente questa pratica, diciamo. La diocesi di Vicenza e Padova si sono mossi i vescovi, ringrazio in particolare Suor Francesca, una a caso, perché si stanno interessando. Lei pensi che adesso la diocesi di Padova e di Vicenza il 5 ottobre c'è la giornata del creato e sarà organizzato all'interno delle risorgive del Bacchiglione, proprio per segnalare l'importanza di questo ambiente e i danni che potrebbe fare questo impianto. Naturalmente anche le mamme no PFAS che abbiamo sentito, Italia Nostra, premio Nobel per l'acqua Andrea Rinaldo, che ha detto no a questo impianto, ha detto no, non si può fare. E naturalmente, cosa più importante per noi, più di 5.000 cittadini. E concludo, lei prima ha parlato di sindaci come responsabili sanitari, di amministratori, eccetera. Condivido le sue parole, non le ripeto perché poi sennò, ecco, assolutamente, sennò cosa? Sennò, guardi, io avrei qualcosa da dire. Vabbè, ma guardi, io ormai una segata in più, una segata in mare, resistiamo, devono colpire bene perché se ci rialziamo dopo diventa un problema. Poi io per quello che mi interessa, nel senso che veramente la cosa che mi colpisce è che ci sono. Allora io inviterò i rappresentanti di questi come. Io vorrei capire, però, mi scusi, e vorrei sentire anche Jacopo, perché il tempo è tiranno purtroppo, ma l'UNESCO, sto potere, il patrimonio dell'UNESCO, alla fine mi volete spiegare voi dell'UNESCO cosa fate e che importanza avete? Perché se abbiamo il patrimonio dell'UNESCO e poi in questo patrimonio viene calato dall'alto sta roba per interessi che noi non conosciamo, se qualcuno ce li vuole spiegare noi saremmo anche bravi, cosa dici Jacopo? Beh, l'UNESCO diciamo che è stato tra gli enti che prima di tutti si è esposto su questa vicenda. Ha usato parole molto chiare e dopo... Cioè, l'UNESCO, secondo me, quando si parla di UNESCO, in quel momento che l'UNESCO dice, visto che è la parola più importante e qualificata, si dovrebbe bloccare tutto.
Ma non funziona così. La parola qua sta alla provincia di Vicenza, Esatto. È la provincia di Vicenza e allora, che deve decidere. Tutte queste voci importanti, alla fine, come ha detto il dottor Bressa, alla fine cosa conta? L'interesse di qualcuno che va al di sopra di quella che è l'etica, che è la salute pubblica, perché l'interesse è un altro. Ma se noi sbagliamo a dirlo, che qualcuno ce lo spieghi, cioè mica un problema. Noi che auspichiamo. vengano a spiegare perché è stata fatta questa cosa, chi la vuole e perché, quale salute veramente della comunità si vuole, qual è l'obiettivo da centrare. Vai Jacopo. Noi stiamo aspettando che la provincia di Vicenza si esprima e auspichiamo che consideri tutti i pareri negativi che ci sono stati, le zone di salvaguardia approvate. E ormai si sono esposti tutti quanti su questa vicenda qua e manca soltanto che la provincia di Vicenza dica un no definitivo. E questo è quello che auspichiamo. Noi nella nostra attività non ci siamo fatti mancare nulla e abbiamo coinvolto anche l'Unione Europea, abbiamo fatto una petizione europea, un documento molto dettagliato che abbiamo inviato alla Commissione Europea per le petizioni, perché dal nostro punto di vista delle direttive europee verrebbero violate se venisse costruito questo impianto. E quindi glielo consegniamo a lei e questo documento è stato depositato a Bruxelles e lo stanno leggendo e analizzando i tecnici dell'Unione Europea. Allora diamo la parola adesso a questo servizio, poi continuiamo, andiamo a vedere il dottor Benazzi, perché l'importanza anche adesso che arriva l'autunno di essere sicuri con l'influenza. Io non dico niente altro, lascio poi il dottor Losego parlare. Andiamo a sentire cosa ha detto il direttore generale dell'ULSS 2, dottor Francesco Benazzi. Ormai ce la stiamo portando avanti già da diversi mesi e difatti abbiamo diversi ricoveri proprio per questo. Abbiamo un'implementazione dei ricoveri per Covid in persone anziane e quindi tutto fa pensare che effettivamente questa variante nuova del Covid possa portare qualche problemino alle persone anziane e alle persone fragili. Numerosi sono i trevigiani che a rientro delle vacanze si sono ritrovati a letto con febbre alte e raffreddore, un'impennata soprattutto di casi Covid che creano qualche problema alle persone fragili. Quello che ci fa ben sperare è che comunque le persone vengono chiaramente ricoverate, quelle più fragili, ma nel giro di un paio di giorni, 2 o 3 giorni, poi vengono dimesse perché tornano alla normalità. Non abbiamo nessun caso in terapia intensiva e questo ci fa ben sperare anche per il futuro. A breve, spiega il direttore generale, ci sarà la disponibilità di vaccinare per questa nuova variante tutte le persone fragili, mentre fra qualche giorno scatterà anche la campagna vaccinazioni per l'influenza. Nelle ultime 2 settimane ci sono stati 107 ricoveri per sindrome influenzali e 25 per Covid. Poi un accenno alla sanità, tenuto conto che in futuro ci sarà una popolazione sempre più anziana, vivremo di più, dice, ma con patologie croniche. Allora l'unico modo per chiaramente dare delle risposte a tutti sono questi raggruppamenti che sono le case di comunità. All'interno di queste si fa la specialistica e la telemedicina e si gestiscono i pazienti cronici a domicilio con dei device, con dei braccialetti, in modo tale da controllarli continuamente, evitando di far loro viaggi per niente e di andare nelle case di comunità o in ospedale nel momento in cui realmente c'è bisogno. Siamo stati ricevuti da Federfarma, che ha capito la situazione, sostiene e si farà da portavoce alla Federfarma nazionale di quello che hanno detto le farmaciste e i farmacisti per riprendere la trattativa. Penso che siano inaccettabili per le professionalità che hanno i farmacisti del settore un aumento spalmato in 3 anni di 120 euro. Un aumento elemosina, dicono, e questa è la proposta che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei farmacisti italiani e anche in Veneto. Centinaia i camici veneti in rappresentanza dei 6.000 regionali dei farmacisti dipendenti in rivolta a Mestre davanti alla sede di Federfarma per protestare contro un rinnovo contrattuale che dopo quasi un anno dalla scadenza propone un aumento giudicato dai lavoratori, una presa in giro. E ci dia dignità, perché quello che abbiamo adesso non ci dà dignità con tutti i servizi che offriamo alle comunità, chi fa l'Holter, chi fa l'elettrocardiogramma, chi dà
appunto anche consigli, noi supportiamo la popolazione. La mobilitazione per rivendicare dignità e adeguamento salariale reale, ma non basta. Di seguito spiegate le ragioni della carenza di personale nel settore. Abbiamo richiesto una revisione degli orari di lavoro perché molti molti laureandi in farmacia, una volta che vengono a fare tirocinio in farmacia, che si rendono conto dello stipendio e degli orari che vengono fatti, compresi magari festivi, sabati e domeniche, decidono purtroppo di cambiare la propria professione. Siamo un presidio sanitario di prossimità, ma veniamo trattati come manodopera a basso costo, denunciano. Ho portato anche la mia testimonianza come farmacista dipendente in una realtà virtuosa dove comunque gli incentivi ai lavoratori vengono dati, quindi come prova che quello che stiamo chiedendo a livello contrattuale non è un'utopia ma è realizzabile. I farmacisti avvertono, se non ci saranno risposte entro l'estate, la protesta continuerà. Molti dei vostri cartelli dicono dignità, l'ha detto anche la vostra collega, ed è proprio questo. Allora, dottor Losego, abbiamo visto due facce della medaglia, come piace a Mirella. Nel senso, un direttore generale preoccupato perché ci sono sempre queste nuove varianti. La popolazione che ne soffre di più sono i diversamente fragili e sono i diversamente giovani, purtroppo. E l'altra faccia della medaglia, questa farmacia che sta diventando un punto di riferimento, un presidio, come ha detto lei, come informazione, anche come aiuto, che sta passando le pene dell'inferno perché sempre il problema dei soldi. Allora io mi permetto di dire una cosa, state bene attenti a quello che dice la Mirella, state attenti perché fra poco dovete andare a votare. Allora, abbiamo sentito che c'è la guerra, una guerra che è devastante, più guerre devastanti, però l'ultima ha messo in allarme specialmente i nostri politici, quelli che contano di più. Perché? Perché è stato ucciso quel signore americano, importante signore americano. Allora all'improvviso, mi sembra 50 o 60 personaggi molto in vista, hanno paura e sono aumentate le scorte. Subito. E noi? E le scorte a noi mai? Allora, gli anziani hanno paura di uscire da casa, non che un vige, poliziotti pochissimi, carabinieri non ne parliamo, furti non ne parliamo, avete sentito. Però quando riguarda qualcuno di loro, i numeri escono subito. E qua, Jacopo, vorrei dirti anche su quello che è successo con queste foto rubate, questi video rubati, che andavano da anni in video. Quando hanno colpito un politico, si era bloccato tutto. Cioè, ma vogliamo anche capire che siamo un po' stretti perché ci siamo anche noi con i nostri diritti, col diritto alla sicurezza? Prima voglio sentire però il dottor Losego cosa dice, perché anche voi avete problemi di sicurezza, ci dovrebbe essere una forza dell'ordine, un vigile, un rappresentante, per fare anche la guardia, perché come dice lei abbiamo sentito nei pronti soccorsi, nelle farmacie, i medici di famiglia che vengono aggrediti. Non le sembra che c'è qualcosa che non torna, che perché per loro i numeri arrivano sempre, i soldi non sono, ci sono sempre disponibili per pagare le persone che servono? Allora da dove vuole iniziare dica quello che vuole, naturalmente non è che deve rispondere a tutto quello che le chiede la Mirella, perché so che delle volte sono anche un po' imbarazzante, però bisogna anche dire le cose come stanno. Per noi i soldi per la nostra sicurezza non ci sono mai. Prego. Sì, allora nell'ordine molto velocemente, il dottor Benazzi ha toccato un tasto assolutamente fondamentale, la vaccinazione, tutte le vaccinazioni. Mi raccomando, vale per il Covid che bene o male resta sempre latente, meno pericoloso, meno grave, però latente, per cui le persone più deboli, le persone più indifese che si vaccinino con tranquillità per il Covid. Fondamentale la vaccinazione anti-influenzale, viene fatta anche in farmacia, viene fatta dai medici di base, per cui appena uscirà il vaccino consiglio assolutamente di fare la vaccinazione perché effettivamente può togliere molte castagne dal fuoco e prevenire seri guai durante l'inverno.
Per cui vaccinazione non si discute, siamo nella massima tranquillità e nella certezza, e la scienza, in questo anche il fatto del Covid ha aiutato a perfezionare fino al minimo rischio possibile il meccanismo di vaccinazione. Secondo punto veloce. Io sono presidente di ordine, accolgo con grande dispiacere le proteste che ci sono state, però realisticamente sono dalla parte dei colleghi. È un momento di crisi anche della professione farmaceutica, abbiamo sempre più impegni, responsabilità civili, penali, facciamo le vaccinazioni, facciamo la medicina preventiva, le televisite, l'Holter, le misurazioni, il prelievo del sangue, sono tutte incombenze che sono arrivate in più nella professione del farmacista da quello che faceva prima di fondamentalmente dispensatore del farmaco e di consigli. Ecco, questo sicuramente non ha avuto un'adeguata retribuzione, non si è tenuto sufficientemente conto anche della carriera del farmacista, cioè il farmacista nasce e muore farmacista, nasce e muore titolare, nasce e muore collaboratore. Questo non è giusto, come nell'ospedale o nell'ULSS uno fa una carriera, ha possibilità di crescere, fa dei corsi, si migliora, io sono molti anni che lo sostengo, però purtroppo non è facile, per cui sono assolutamente dalla parte dei colleghi che protestano per l'inadeguato stipendio e per le incombenze che sono state date in questi ultimi anni. Ben vengano le incombenze, però datemi anche una retribuzione adeguata. Più chiaro di così? Jacopo, cosa vuoi dire in base anche a quello che hai sentito, quello che ho detto anch'io, quello che ha detto il dottor Losego? Riguardo all'omicidio appunto del giovane americano Kirk che diceva, mi sembra che sia stata anche in parte strumentalizzata questo episodio. La politica deve sicuramente essere protetta, i politici devono essere tutelati, ma devono essere tutelati anche i loro cittadini prima di tutto. Anche in questa nostra situazione per cui siamo qua si è visto come non sia mancata la politica. È nato il comitato per sensibilizzare una situazione di cui non se ne parlava, di cui non si sapeva niente e quindi auspichiamo che ora la politica vera si faccia carico delle nostre preoccupazioni, delle preoccupazioni dei cittadini e che appunto la provincia di Vicenza dica un no deciso a questo progetto. Noi non diciamo no all'azienda Silva, non diciamo no a quel tipo di industria, diciamo no a quel luogo dove vogliono fare quell'impianto e auspichiamo che la Regione del Veneto approvi quanto prima le zone di salvaguardia. Ne parleremo nel 2026 se tutto andrà bene. Prego, dottor Caretta. Voglio aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Jacopo. Allora, lei prima parlava di etica, di morale, io non uso queste parole così, parlo di responsabilità, nel senso che chi decide deve essere consapevole dell'impatto che le loro decisioni hanno sulla comunità, sui cittadini, sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, perché non è che questa industria insalubre di prima classe avrà un impatto solo a Montecchio Precalcino, paese dove... ma avrà un impatto su veramente una fascia grandissima di persone. Quindi la responsabilità di capire qual è l'impatto devono prendersela i politici che sono stati eletti per questo. Lei diceva prima come primi sanitari in qualche modo responsabili della sanità del paese, ma anche dell'ambiente. Ma soprattutto dovrebbero portare avanti le istanze dei cittadini più che altre istanze che non stiamo qua a precisare. Però c'è anche un però che dobbiamo anche dire, che queste persone, questi politici sono stati delegati da noi, ma non è che li abbiamo delegati gratuitamente, sono pagati con i nostri soldi e sono pagati per fare il bene del paese, per risolvere i problemi del paese. Ma ti sembra, e dico Jacopo, che secondo te abbiano fatto questo in tutti questi anni? Guarda come ci ritroviamo, eravamo la quarta potenza mondiale, la quarta, siamo gli ultimi della classe.
Abbiamo le aziende, specialmente le piccole e medie, le hanno distrutte il mondo dell'artigianato, ad esempio. La scuola, guardate com'è ridotta la scuola, mancano i medici ma mancano anche gli insegnanti, anche quest'anno siamo partiti, mancano gli insegnanti, soprattutto quelli di sostegno per le fragilità della scuola. Capisci che c'è qualcosa che non torna, perché poi quando li senti loro hanno fatto tutto, sono a posto, hanno creato posti di lavoro, di tutto e di più, e poi io ho le aziende che vengono qua e dicono no, non ci siamo, ho gli studenti che vengono qua, la scuola non va, non funziona come dovrebbe funzionare, gli ospedali, le visite sanitarie, però se i soldi paghi e la visita ce l'hai subito. Come chiudi, Jacopo? Probabilmente la politica dovrebbe essere più vicina alle persone, dovrebbe uscire dai loro palazzi del potere e andare a toccare con mano quella che è la realtà vera di tutti i giorni. La sensazione è che anche le persone non percepiscano la politica come vicina a sé, e questo non soltanto probabilmente in Italia, ma anche basta vedere quello che sta succedendo negli Stati Uniti o negli altri paesi vicino all'Europa. C'è una esasperazione da parte della popolazione e la politica sembra non vedere o forse non voler vedere queste preoccupazioni, però anche alle prossime elezioni saranno i cittadini che sceglieranno quale futuro per il Veneto. Anche perché adesso nelle piazze ce li trovi tutti dappertutto, sì. Adesso scendono, adesso incontrano i cittadini, adesso ma per il voto lo incontrano, no? Non però è che lo incontrano perché vogliono risolvere il problema è che ti promettono quelle solite promesse da marinaio, tanto mi dai il voto e dopo vedremo cosa succede. Chiudiamo? Sì, l'ultima cosa, io devo aggiungere che qui certo i politici non fanno magari la loro parte, ma l'esempio di questo comitato è l'esempio di cittadini che hanno delegato sì, che però ci sono presenti, perché delegare per poi dimenticarsi di aver delegato e non esserci più. La cittadinanza attiva serve proprio a questo, a stare vicino ai politici, a richiamare i politici alle realtà quotidiane che viviamo tutti i giorni. Quindi no, una volta che io ho delegato sono a posto, no, una volta che io ho delegato verifico quotidianamente o comunque periodicamente. Ciao, dottor Carretta, non ti trovi mai. Guardi che parla con una che quando chiamo lasciamo perdere, perciò speriamo bene. Torno al mio ottimismo, perché bisogna essere ottimisti. Torni al suo ottimismo. Lui è ottimista, io sono pessimista, ma ho speranza in voi che riusciate a capire l'importanza che avete con il voto e quanto è importante anche il vostro voto unico, perciò riflettete. Pubblicità. Buongiorno, ribuongiorno, perché abbiamo altre 3 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Maurizio Gallucci, geriatra, esperto di disturbi cognitivi. Grazie veramente, dottor Gallucci, di essere qui. Saluto anche l'avvocato Stefano Ortuso, tributarista, perciò parleremo con l'avvocato di tributi, di spese, di bollette, ma saluto anche Simone De Vitto, dottorando in economia e finanza, collegato con noi da Roma. Eccolo qua, un giovane, sentiremo anche questi giovani che sono ottimisti, bravi, sentiremo anche cosa ci dice Simone, oltre che essere anche un bravissimo atleta, e io ringrazio sempre per essere, soprattutto per far capire l'importanza anche di ascoltare le loro voci. Allora, però partiamo coi diversamente giovani. Sapete che io ho un debole per queste figure, i diversamente agili. Com'è la situazione, ecco, per quanto riguarda questa mente che un po' alla volta, se non stai attento, se ne va, ma ce la mettono tutta, perché qualcuno dirà anche magari andasse via de testa, così ho risolto tutti i problemi, non sento più niente. Com'è la situazione? Prego, dottore. La situazione è che c'è un aumento demografico della popolazione anziana, quindi over 75, over 80. Però il decadimento cognitivo colpisce anche i giovani, cioè le persone con meno di 65 anni. Negli ultimi 10 anni ci siamo dedicati in modo particolare per questa diagnostica, che è una diagnostica che deve essere fine, molto attenta, utilizzando tutte le strumentazioni, le apparecchiature, si chiamano biomarker, che sono disponibili, perché queste sono persone, diciamo, particolari, nel senso che molto spesso sono i depositari dell'introito economico del nucleo familiare,
quindi se mancano loro ci sono dei problemi anche di carattere economico non trascurabile, e in più hanno spesso dei figli che sono bambini in età minore, e quindi c'è anche il problema psicologico del bambino che vede che il genitore non è più come era prima, mamma o papà che sia. Dopodiché anche per i casi più gravi, anche l'accesso in residenzialità protetta è un accesso che viene effettuato in deroga, proprio perché queste case di riposo sono nate, sono state strutturate e pensate per le persone anziane. Quindi diciamo l'insorgenza delle forme di decadimento cognitivo, che sono varie per persone giovani, quindi al di sotto dei 65 anni, è un grosso problema, e il numero di queste persone affette da queste patologie dementigene, la percezione è che stia aumentando. Le prime avvisaglie quali sono, dottore? Beh, le prime avvisaglie sono in genere una perdita della memoria, dimenticare più spesso le chiavi della casa, piccoli oggetti dove si sono messi. Poi ci possono essere delle insorgenze, diciamo, anche diverse, tipo l'insorgenza di disturbi del comportamento, una maggiore irritabilità. Tanto è vero che queste persone giovani spesso afferiscono agli psichiatri, i quali dopo qualche tempo si rendono conto che queste persone non sono affette da psicosi, e quindi poi le indirizzano al medico competente, quindi allo specialista che si interessa ai disturbi cognitivi. E ci possono essere anche altre presentazioni, per esempio spesso nella demenza a corpi di Levi ci sono delle dispercezioni visive, e per cui io ho un paziente che conduceva un furgoncino per delle consegne e molto spesso ritornava a fine giornata col furgoncino ammaccato, perché aveva perso la capacità di percepire la profondità durante le manovre dell'autoveicolo, per dare un esempio, insomma, di quello di cui sto parlando. Quindi le presentazioni possono essere multiformi, come tante e varie possono essere le forme di decadimento cognitivo. Molto spesso, e questo succede spesso appunto nei casi giovanili, il decadimento cognitivo si associa anche a disturbi del movimento. E quindi tra il Parkinson puro, quindi solo disturbo del movimento, e l'Alzheimer puro, quindi solo deficit cognitivo, c'è un continuum, un grande ventaglio, un grande gradiente, dove ci sono varie forme diverse che associano in sé sia una forma di decadimento cognitivo quanto anche dei disturbi del movimento. Molto chiaro, e la ringrazio, dottor Gallucci, anche per queste pillole di saggezza per quanto riguarda la salute pubblica che sta dando. Perciò ascoltate bene quello che ha detto, fate visitare se avete un familiare che ha questi problemi, la visita, la prevenzione fa sempre bene. È fondamentale, quindi meglio una visita in più che lasciare passare degli anni, perché molto si può fare, e ci sono avvisaglie dell'ingresso anche in Italia di anticorpi monoclonali specifici che hanno il potere di rallentare in modo importante il decorso della malattia. Perciò la prevenzione è fondamentale. Come fare per prevenire che non ti portino via tutti quei pochi soldini che hai in tasca? E qua chiedo all'avvocato Ortuso, tributarista, ecco, con questi balzelli, con queste tasse, con questi aumenti, tutto aumenta, però mi sembra che anche quest'anno si è parlato di aumentare gli stipendi, le pensioni a quelle persone che veramente devono vivere con 1.200, 1.500 euro al mese, non ce la fanno con famiglia, questi affitti altissimi, i mutui, non ne parliamo delle banche, avete sentito ieri, i mutui saranno sempre, aumenteranno. Allora cosa ci dice, dottor? Come vede lei, avvocato, questa situazione italiana? Perché se parliamo dell'Europa, parliamo anche dell'Italia. Ma viviamo in un momento intanto di grande incertezza globale, perché tutta diciamo, la confusione che regna sul piano dell'economia, sul piano dei conflitti, che prima che economici sono dei drammi umani e le vediamo purtroppo
non lontano da noi e al di sotto del Mediterraneo cosa sta succedendo, oltre ad una conflittualità anche sul piano macroeconomico tra le superpotenze. Questo evidentemente genera delle incertezze che bloccano l'intera economia. L'Italia, essendo un paese per lo più esportatore di tecnologia, è chiaro che ne risente nel momento in cui la capacità produttiva non trova uno sbocco dove andare. Lo abbiamo visto ad esempio con tutte le industrie automobilistiche, lasciando stare le eccellenze, vedi Ferrari, vedi Lamborghini, Fiat, anche diciamo per altre ben note ragioni, ha sofferto moltissimo, e chi ci rimette poi alla fine sono gli operai, sono i livelli occupazionali più bassi che evidentemente non trovano lavoro, e tutta la filiera che va attorno le segue. Noi oggi ci troviamo in un momento in cui abbiamo un'inflazione che si è stabilizzata, ma è un'inflazione che non è più quella dell'ante-Covid, quindi uno 0,01, 0,2%, si è stabilizzata su un 1,7, 1,8. E i carrelli della spesa ci dicono, rilevazione di agosto, che ad esempio è aumentata del 3,5% in un mese. Allora abbiamo diciamo un paniere dei prezzi che è variegato, alcuni aumentano di più, che guarda caso sono quelli che noi tocchiamo con mano tutti i giorni, quindi tocchiamo con mano quelli legati al carrello della spesa, appunto all'alimentare e ai costi energetici, e altri che sono stabili ma che insomma hanno un utilizzo e un consumo più limitato. Come impatta questo anche sul piano dei tributi? Impatta in una maniera distorsiva, perché l'inflazione fa sì che ci sia anche un aumento nominale di quelli che sono gli stipendi e le pensioni. Questo mese mi hanno dato 30 euro in più, perché è l'adeguamento dell'inflazione, ma è un adeguamento che viene più che mangiato dai maggiori consumi. E quell'aumento fa sì che, essendo il nostro sistema un sistema per fasce, cioè più guadagno più pago, io posso anche andare nell'aliquota superiore di imposta, e quindi quel pezzettino che mi è stato dato mi viene in parte mangiato dalle imposte. È una dinamica purtroppo che può essere attenuata e può essere rallentata con l'intervento statale. Adesso capiamo questa legge di bilancio che entrerà in discussione dal mese di ottobre, legge di bilancio per il 2026, che cosa prevederà sul punto. I primi annunci parlano di aiuto alla classe media. Io devo ancora ben comprendere che cosa sia questa classe media, perché di fatto dalle statistiche vedo tantissimi che non ce la fanno, ma stiamo parlando di redditi lordi di 14-15 mila euro all'anno, quindi stiamo parlando di un lordo di 1.300-1.400 euro al mese, e poi vedo delle fasce molto ben più alte, ma quella che è cosiddetta classe media, ecco, o capiamo a quanto ammonta, oppure io veramente non ho capito che cosa sia. In tutto questo, e per dare anche una nota positiva, diciamo che questo mese, cioè il mese di agosto, dopo 24 mesi di segno negativo, la produzione industriale ha dato un segno più, quindi diciamo gli analisti cominciano a dire ma forse l'industria ha raggiunto il picco più basso e adesso comincia a crescere. Se così è una notizia sicuramente positiva, perché ci basiamo anche e soprattutto sulla produzione di beni e di servizi, non è soltanto la nostra né un'economia di servizi né un'economia turistica, e quindi la leva industriale è e resta fondamentale per questo Paese. Aver fermato quantomeno per un mese, e capiamo se è la rondine che non fa primavera oppure se è un primo segnale, può essere un segno di ripresa. Certo, è un aumento della produzione industriale che molto risente anche degli investimenti pubblici, in particolare degli investimenti che sono stati finanziati dal PNRR, che sappiamo a giugno del 2026 cesserà i propri effetti, quindi anche lì dovremo strutturare il dopo per evitare di trovarci impreparati. Allora, io cito, ho letto proprio qualche giorno fa una signora della dinastia Marzotto, che vive in un altro paese naturalmente, la quale dice: noi vorremmo pagare più tasse. Non sono la sola, ce ne sono molti come me che hanno deciso e hanno capito l'importanza di aiutare le persone che hanno bisogno, le aziende, ma non ce lo lasciano fare. Non so se lei l'ha sentita anche lei, però ci sono questi ricchi che dicono pago troppo poco, pago meno della mia badante.
allora capisce che a casa forse non ce la raccontano proprio bene. Io cerco di invitare le persone preparate per spiegare chi è che frena in questi paesi, compreso il nostro, visto che le tasse che vediamo vengono pagate dai soliti noti, che sono gli operai, sono quelli che lavorano nel pubblico impiego, i pensionati, tutto il resto è noia, come la canzone di Califano. Anche qualcuno mi ha copiato anche questa frase che dico spesso, tutto il resto è noia. Allora vogliamo capire che se tutti pagassero le tasse anche nel nostro paese, potremmo risolvere 3 finanziarie, non una, 3. Allora, tutta la politica, in generale tutta, da sinistra a destra al centro, perché li abbiamo provati tutti, questo tasto non viene toccato da nessuno. A parole, uno contro l'altro, tutti bravi, tutti potevano fare, non fanno, ma io guardo in tutti questi anni nessuno ha mai toccato questa fetta molto alta di persone che sarebbero in grado di pagare molte più tasse, ma non si toccano. Perché succede questo secondo lei, avvocato Ortuso? Allora, questo apre il fronte su 2 temi. Il primo è quello del consenso politico. Chi dice vorrei aumentare le tasse per una determinata fascia di reddito, l'altra parte politica sicuramente taglierebbe per alte fasce di reddito e direbbe vuole aumentare le tasse. Quindi diventano frasi molto pericolose. Ricordo che nell'ultima campagna elettorale delle politiche qualche parte politica aveva detto aumentiamo l'imposta sulle successioni per i grandi patrimoni, intendendo per grandi patrimoni quelli sopra i 10 milioni di euro, e quella proposta venne vista come una rivoluzione negativa da Stato bolscevico, eccetera. Se guardiamo esempi di altri paesi, vediamo come in realtà abbiano dei sistemi fiscali anche sul piano delle imposte sulle successioni e donazioni completamente diversi. Cioè l'imposta sulle successioni e donazioni viene vista come una tassa su fortune ereditate che deve, grazie a quell'introito, alleggerire il mondo del lavoro. Cioè premiare, la linea è premiare chi lavora o insomma chi è in pensione, perché tanto la fonte di reddito è sempre quella, andando a recuperare quel gettito che io vado a togliere perché riduco le imposte su altre forme di ricchezza che hanno una natura parapatrimoniale, perché non colpisce un reddito ma colpisce un patrimonio. Se guardo alla storia recente dei tributi, il tentativo di applicare una sorta di tassa ai super ricchi venne fatto nel 2011-2012 dall'allora governo Monti, quando venne introdotto un contributo di solidarietà del 3% per i redditi che superavano un determinato ammontare e vennero tassati determinati beni di lusso, vedi le imbarcazioni, vedi le automobili con il superbollo. Questo che cosa ha generato? Ha generato che in un mondo globalizzato la ricchezza si sia spostata. Tant'è vero che poi nel 2016 abbiamo operato un sistema diametralmente opposto. Cioè abbiamo detto ai super ricchi che vengono qui, ti premio. Per 10 anni tu paghi 100.000 euro all'anno di imposte. Tenete conto che 100.000 euro all'anno di imposte per una partita IVA vuol dire avere un reddito di 250-240.000 euro, su per giù il rapporto è questo, no? Se porto a casa 2,50 pago 100. Se questa norma invece dei 100.000 euro non guardava all'ammontare, quindi se uno portava 10 milioni pagava 100.000. Questa è una norma che sta iniziando a funzionare adesso, tant'è vero che il ministro francese una ventina di giorni fa ha criticato l'Italia dicendo ma come state facendo dumping fiscale, cioè state cercando di rubare cittadini da altri stati. Proprio perché oggi ci troviamo in una condizione per cui abbiamo grandissimi capitali che sono volatili, si spostano da uno stato all'altro a seconda di qual è la tassazione più favorevole. D'altronde voglio dire, un super ricco che viene a vivere in un attico di Milano oppure si compra un appartamento a Venezia non è che sta proprio così male, perché questi sistemi sono nati su stati che insomma diciamo non erano propriamente dei paradisi, erano dei paradisi fiscali ma non erano dei paradisi in terra, e quindi cercavano di attrarre ricchezza ma con scarso appeal perché insomma magari faceva troppo freddo, era troppo caldo, erano troppo distanti. Chiaro che uno Stato come l'Italia ha le sue possibilità. Ad oggi stiamo parlando di circa 4.500 nuovi residenti,
ma non sistemi il bilancio di uno Stato con questo. Il bilancio di uno Stato devi guardare su dati strutturali. Allora, oggi le statistiche ci dicono che l'evasione viaggia tra gli 80 e i 110 miliardi all'anno. Questo è, diciamo, le stime che. La lotta all'evasione 80-100 miliardi. Le finanziarie all'anno. Le finanziarie battono 25-30 miliardi. Quindi quando lei prima diceva sono 3 finanziarie, sì, sono 3 finanziarie in un anno. Io credo che la lotta all'evasione non sarà più una scelta politica, ma sarà una necessità. Perché quelle risorse, e poi chiudo per non tediare, ma quelle risorse che oggi servono allo Stato sociale, alla sanità, alle infrastrutture, ai sussidi, dove le trovi se le persone che lavorano sono sempre meno e svolgono lavori sempre meno qualificati e sempre meno pagati? Perché tu puoi anche promettere, ma poi il bilancio dello Stato si basa sulle entrate che sono principalmente date dai tributi. Allora sentiamo adesso cosa ne pensa Simone De Visto, dottorando economia e finanza. Poi parleremo anche come atleta. Hai sentito e di sicuro non ha tediato avvocato Artuso, anzi la ringrazio, ma veramente grazie anche per la chiarezza con la quale ha spiegato, ecco, come siamo messi e cosa si potrebbe fare, cosa non si è fatto o non si vuole continuare a fare. Prego Simone De Visto. Ciao Mirella, grazie innanzitutto di avermi invitato, sempre un piacere venire qui. Allora, io volevo riallacciarmi un po' al discorso dello psicologo che ha parlato dell'invecchiamento della popolazione, che oltre ad essere una problematica sociale è anche una problematica economica, perché alla fine a chi paga le pensioni di persone appunto che entrano nel loro periodo di fase della pensione sono i lavoratori attuali, quindi noi. E questo penso sia una problematica che sia sottovalutata e richiederebbe un incentivo alle nascite o comunque sì, degli incentivi in questo ambito. E poi per riallacciarmi al discorso invece dell'avvocato, sono perfettamente d'accordo che il grande della retribuzione viene dal sistema strutturato, non sono tanto i super ricchi che si spostano. L'unica cosa che ho da dire è che spesso si pone l'attenzione sul cambio di scaglione che va dai 25.000 ai 35.000 di reddito lordo, quando per me l'attenzione si dovrebbe spostare su comunque la fascia più alta, ma anche semplicemente oltre i 50.000. Perché come hai tu riportato, Mirella, l'esempio della signora che dice vorremmo pagare più tasse, io penso che chi ha la fortuna deve, tra virgolette, pagare la responsabilità di avere questa fortuna, cioè abbandonare un po' l'individualismo e pagare il prezzo della solidarietà, ecco. Questo è quello che penso. Simone, come atleta cosa vuoi dirci? Ecco, abbiamo adesso queste Olimpiadi che stanno partendo, mi dispiace per i ragazzi diversamente agili che non avranno la fortuna di partecipare perché non sono riusciti a mettere in asse tutto quello che dovevano mettere, ma hanno pensato a qualcos'altro in tempi molto ristretti. Come vedi tu la situazione da atleta? Da atleta io ho notato che negli ultimi anni c'è meno partecipazione. Non so, mi sembra che atleta di cosa, che sport fai? Vai Simone. Io gioco a tennis tavolo, comunemente chiamato ping pong. E sì, il tennis tavolo è uno sport minore, poi io pratico, sono uno sportivo, mi piace giocare a tennis, gioco a beach volley, però principalmente gioco a tennis tavolo. Quello che ho notato è che c'è una minore partecipazione, mi sembra che le palestre si stiano un po' svuotando. Da una parte perché forse c'è poca pubblicità, poco incentivo a far venire le persone nelle palestre, non parlo solo del tennis tavolo ma in generale, o d'altro canto proprio l'individuo in sé magari non sente più il bisogno di praticare un'attività sportiva.
Anch'io ho questa sensazione, ma penso che una parte sia anche dovuta al costo, non ce la fanno. Io ho un banco alimentare, tu lo sai, io ho famiglie che con 2 stipendi non riescono ad arrivare alla fine del mese, ne parlavo prima con l'avvocato Artuso, vai a metterci anche la palestra, le divise, tutto quello che costa, gli spostamenti. Capisci che non ci siamo proprio, lo sport si inizia a fare dalla quinta elementare invece che dall'asilo, ma le attività motorie non dovrebbero fare la maestra, non è adatta a fare questo, ci dovrebbe essere una persona qualificata, ma le abbiamo le persone ma non vengono assunte perché non ci sono soldi, capisci che c'è qualcosa che non torna, eppure di soldi, avvocato Artuso, ce ne sono tantissimi, ad esempio a me piacerebbe che a fine anno questi politici, specialmente quelli che fanno questi bilanci, li spiegassero, ma non su internet. Dove sono andati i nostri soldi? Abbiamo investito in questo, perché nessuno fa trasparenza? Perché gli ottantenni, che poi ci sono anche dei novantenni, basta vedere l'università della terza età, che sono in grado anche di capire, ma anche a casa capiscono molto bene, forse capiscono più di loro, avrebbero secondo me il dovere di sapere come sono stati investiti tutta quella montagna di soldi che è arrivata, perché le tasse si pagano e bene o male chi le paga le paga. Dove vanno a finire i nostri soldi? Come vanno investiti? Prima avevo sentito un comitato, questi cittadini, cittadinanza attiva, dice non ne possiamo di più di queste cose che noi non vogliamo e costano una follia e hanno le autorizzazioni. Ma dove vanno a finire tutti i nostri soldi, avvocato? Lei lo sa, ce lo dice, avvocato, come vengono spesi? I comuni sono obbligati, prima di approvare il bilancio dell'ente, quindi il bilancio comunale, ad esporlo alla cittadinanza. Quindi i vari comuni si organizzano, fanno 1 o più incontri a seconda delle dimensioni, delle frazioni, ed è un bel esercizio di democrazia, perché intanto insomma, conosci il sindaco, gli assessori, i consiglieri, e hai modo di sentire nel livello più basso di partecipazione democratica, che è quello appunto del comune, dove vanno i tuoi soldi. Perché in parte sono i soldi che versi allo Stato e che dopo tornano giù ai comuni, in parte sono i soldi che direttamente tu cittadino dai al comune, con l'addizionale comunale oppure con l'imposta sugli immobili se appunto è dovuta. Ecco, a quegli incontri lì è interessante, perché io vado tutti gli anni e partecipano 5, 6, 10 persone, perché il periodo non è dei migliori, perché generalmente lo fai a novembre-dicembre, perché poi vai in approvazione sotto Natale, perché gli argomenti magari sono noiosi, però già da lì capisci che ci sono delle spese, e da lì capisci le scelte politiche, che ci sono delle spese che non possono essere spostate. Cioè, faccio per dire, le spese di funzionamento dell'ente, del comune. Quindi hai i dipendenti, l'ufficio tecnico, le manutenzioni, le automobili dei servizi sociali. E poi hai le spese, questa è la voce principale, no? Che se la gioca con le spese per il sociale, e quindi tutto ciò che attiene all'ambito sociale, della cura della persona, della vicinanza alla persona. Il bilancio di un comune è dato per il 75-80% da queste 2 voci qui. Ma all'interno che cosa c'è? Beh, lì dopo dipende dalle scelte della singola amministrazione. Quindi io invito i cittadini, anche visto che mancherà poco, manca un paio di mesi, ad andare a sentire questi incontri, perché sono molto istruttivi e si capiscono tante cose. Da un punto di vista poi del governo nazionale, beh, è chiaro che anche lì noi abbiamo delle leggi di bilancio che molto probabilmente non saranno più quelle che abbiamo conosciuto fino a quest'anno, all'anno scorso. Perché leggevo in questi giorni l'aumento delle spese per la difesa, intese come sostegno all'adesione alla NATO e spese di sicurezza interna, sono destinate a più che raddoppiare da qui al 2035. E il 2035 è dopodomani, non è che il 2035 stiamo parlando di un'epoca così distante. Le stime ci dicono che dagli attuali 32 miliardi dovremmo metterne a budget 145, che vuol dire 120 miliardi. Ecco perché prima dicevo la lotta all'evasione non sarà più una scelta ma sarà una necessità, perché da qualche parte li devi tirare fuori. Ed è chiaro che nell'ambito della sanità, che
diciamo lì si fa sempre abbastanza querel politica, perché la misuriamo in termini percentuali o in termini assoluti, e qui il professore mi potrà ben capire, cioè in termini percentuali rispetto al prodotto interno lordo, e quindi può anche essere che in termini assoluti io ti ho dato 2 miliardi in più, ma se c'è l'inflazione se li è mangiati l'inflazione, oppure vengono trasferiti 15-20 miliardi in più che poi possono essere utilizzati come leva. Quindi da questo punto di vista anche la previsione in ragione delle spese di difesa, delle spese di sicurezza dovrà tener conto di questi fatti. E il tema demografico, a mio avviso, è il tema centrale. Io ho una visione leggermente diversa sul tema demografico, cioè non credo che sia una questione di soldi messi nelle buste paga lo dico in maniera molto volgare, giusto però per farmi capire, delle giovani coppie o delle coppie. Credo sia un tema di servizi, cioè tu puoi anche dargli i 100 euro in più, i 150, i 200 euro, ma resta il problema, resta l'incertezza, resta l'impressione che il sistema sociale sia da qualche parte carente. Partiamo dal tema degli asili nido. Partiamo da lì, perché è lì il punto fondamentale, perché se l'asilo nido chiude alle 14 o alle 15 e la lavoratrice o il lavoratore finisce alle 16, e lì ho 2 euro di buco, cioè mi puoi anche dare i 100 euro, ma non ho risolto il tema. Quindi il sistema dello Stato sociale, e su questo mi auguro che i fondi del PNRR vengano spesi bene e vengano spesi subito, lì passa attraverso un investimento sul futuro. Non avrai la resa domani mattina, ce l'avrai nell'arco di 5-10 anni, perché si deve creare consapevolezza, coraggio, ma rafforzando il sistema intanto non avrai delle uscite una tantum, oggi 100 euro e domani no. Avrai delle strutture che daranno vita anche ad investimenti sul personale qualificato, ma creeranno fiducia e soprattutto rafforzeranno quel sistema di sentimento di appartenenza nei confronti dello Stato, che è la chiave di una corretta sentimento di cittadinanza. Io spero che questa trasmissione, siccome so che la guardano i politici, lo so benissimo, la sera magari quando sono in poltrona, belli, tranquilli, tanto il loro stipendio a fine mese arriva come, non c'è nessun problema, sentissero quello che ha detto l'avvocato Artuso. Perché qua è questione di sensibilità politica. Dove vuoi andare a parare? Chi aiuterai? Capisci l'importanza dei servizi alla persona che riguardano sia il bambino, famiglia, ma riguarda anche il diversamente giovane. Perché qua, dottor Gallucci, abbiamo il problema che non abbiamo le strutture per dare risposta a tutte quelle persone che avrebbero il diritto di entrare nelle strutture, per i costi che sono altissimi, ma sono costi che sono spiegati e vanno fuori, quello costa, il personale che non si trova, ma non si trova perché non è pagato, i giovani che non conoscono la realtà. Io non vedo tante gite quei ragazzi all'interno di questi istituti. Io mi ricordo, e lo dico sempre, grande il professor Gerosa, che ha detto sì, facciamo abbastanza con gli ospedali, apriamo le porte, ma dica Mirella che ha ragione lei, dobbiamo aprirle di più ai giovani che toccano con mano quello che è la loro situazione, dove vivono, chi sono. Però le risposte non arrivano. Però, come ha detto l'avvocato Artuso, se si volesse si potrebbe fare. I fondi del PNRR sono molto chiari. Perché abbiamo dovuto fare tutte queste cittadelle della salute, queste case di comunità? Servivano oppure serviva qualcos'altro? La struttura che mi permette di dare servizi alle persone. Io sento i medici di famiglia, non tutti sono disposti ad andare in queste case di comunità, perché sono lontane in certe situazioni, perché io ho già il mio studio che è molto attrezzato, siamo in diversi, capisce che c'è qualcosa che non torna, ma non lo dicono. Cosa sente lei dai familiari quando portano questa persona, che lei la visita, e se non sei retta, che non cammini, hai voglia di avere €1 di invalidità, devi proprio essere
vero dottore? Oppure questo assegno che viene dato a tutti, anche quelli che potrebbero pagarsi, e non mi ricordo l'ospite, sì, è un medico di famiglia che ha detto faccio fatica a firmare questo documento perché so che potrebbe benissimo farne a meno e darlo ad altri. Capisci che nessuno queste cose le spiega? Ma cosa dicono i familiari quando arrivano da lei con questa persona che ha bisogno di tutte le cure necessarie, che sono di una fragilità infinita? Dove vanno? L'esigenza maggiore dei familiari di coloro che hanno un decadimento cognitivo è quella di una corretta informazione, che spesso manca. E proprio per questo da diversi anni l'associazione Alzheimer Treviso attua ogni anno un corso di informazione e formazione per chi magari è un operatore sociosanitario, proprio per dare delle informazioni corrette su temi chiave. E quindi ci sono delle serate che sono dedicate, sono monotematiche. Per esempio c'è la serata dedicata agli aiuti e contributi economici possibili, previsti dalla legge, alla indennità di accompagnamento a cui lei faceva poco fa riferimento. E poi ci sono, diciamo, delle serate che riguardano aspetti più sanitari, tipo come approcciarsi al malato che comincia ad avere problemi di memoria, cosa fare, dove andare, qual è la rete dei servizi fruibile. E quello che richiedono spesso i familiari è proprio i servizi, cioè cosa c'è su questo argomento, dove possiamo fare, cosa possiamo fare per il nostro caro che non è più lui, sta cambiando in senso peggiorativo. Ecco, io vedo che questi incontri sono sempre gremiti, di grande, diciamo, chiamiamolo così, gremiti, proprio perché c'è un bisogno di un'informazione corretta, perché anche in internet si trova di tutto, di più, ma anche si trovano delle fake news, delle false informazioni. Come associazione Alzheimer Treviso noi chiamiamo degli esperti in ciascun singolo campo, quindi c'è il funzionario dell'INPS che parla per l'indennità d'accompagnamento, ci sono avvocati che si interessano di tutte queste pratiche, come anche quelle della successione, quelle che riguardano, diciamo, anche gli aspetti economici di colui che perde la memoria e che quindi ha una famiglia alle spalle con difficoltà. E vedo che è sempre una cosa molto gradita da questo punto di vista. Quindi il problema penso che sia da adesso in poi sempre più, come giustamente accennava l'avvocato, quello dei servizi dalla culla, come è stato appunto detto, il problema degli asili, dell'accesso, del loro numero, della durata anche dell'ospitalità all'interno del nido e dell'asilo, fino via via alle varie esigenze che la persona ha nel corso della vita, fino ad ultimo appunto ad una residenzialità protetta, quindi una RSA, una casa di riposo. Allora, vede, dottor Gallucci, lei ha detto una cosa importante. A Treviso c'è questo. Io lo dico anche per la scuola, che io non devo essere fortunata di essere a Treviso, di avere il dottor Gallucci, di avere un ISRA anche che funziona. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E quello che mi aspetta di diritto non ce l'ho, perché vivo da un'altra parte, perché non ho i servizi che dovrei avere, perché nonostante quello che dice lei che si fa, io ho persone di Treviso che hanno chiamato, che si sono rapportati con questi servizi che lei ha elencato e si sono ritrovati con pugno di mosche in mano e devono rifare tutta quanta la documentazione, perché nel momento che sono arrivate davanti alla commissione qualcosa non andava, mancava qualcosa. Poi invece si sono accorti che invece le cose c'erano, ma bisognava rifare tutte perché i documenti non erano a posto. Allora capisce, dottor Gallucci, che mi arrabbio perché dico, ma cosa ci stanno raccontando? Nel momento che questa persona, lo posso dire perché chiama, l'ha detto e spiega tutto, che è la nostra Nadia, che è una guerriera, che è di Treviso anche, non solo di Silea,
che è ammalata oncologica, che ha un marito che ha problemi cognitivi, lei è disperata perché non c'è la risposta a quello che ha detto lei. Io ti spiego dove andare, cosa fare, nel momento che io vado non sono a posto, mancano. E giro e continuo a girare e dico: ma come? Ma se questo documento ce l'ho, perché mi hanno detto che non ce l'ho e che lo devo rifare? Capisce che c'è qualcosa che non torna, dottor Gallucci? Mancano i servizi con le persone apposta, non è Nadia che deve girare con questi maledetti documenti. C'è qualcuno, visto che andiamo nella Luna, che schiacciando un bottone dovrebbe risolvere il problema. Non mandare Nadia, poveretta, che è ancora in grado di gestire, fortunatamente che è così come tante Nadie, di girare a vuoto per questi servizi che non ci sono, dottor Gallucci. Ma di cosa parliamo? Lei ha elencato e ha fatto bene, ma quando io mi confronto con queste realtà che sono anche i servizi sociali, non funziona. E allora io a casa che ho questi problemi, cosa faccio? E là inizia la solitudine, la depressione, non esco più di casa, mi ammalo sempre di più, e qualcuno ha anche detto: io spero solo che morimo e hanno risolto il problema. Non ci siamo, dottor Gallucci, manca tutto. Cosa dici secondo te? E vorrei sentire anche Simone De Vito, quello che ho detto io. Tu vivi a Roma, come funziona? Cosa vedi? Questa finanza, questa economia, ma chi se ne frega? Ha detto il professor Bressa sabato, era collegato da Roma anche lui, dell'etica, dei valori. Contano solo i soldi, e pochi che gestiscono una montagna di soldi non sanno neanche più dove metterli. Le banche che diventano sempre più ricche, si comprano tra di loro miliardi di qua, miliardi di là. Poi hanno detto: se vuoi un mutuo quest'anno sarà più caro, dovrai sborsare più soldi e vedere se anche te lo concedo. Sarà mica così semplice. Cosa vuoi dire dopo aver sentito: tu giovane domani diventerai diversamente giovani? Siete voi che dovete fare prevenzione con la politica, perché dovete entrare nella stanza dei bottoni, cari miei. È inutile che dovete entrare là se volete cambiare le cose. Perciò la politica è importante, altro che non è importante. Vai. Allora, io sono perfettamente d'accordo con il discorso che è stato fatto, ovvero mancano i servizi alle persone. Il punto è: perché mancano i servizi alle persone? I soldi arrivano allo Stato e sembra che poi non torni nulla indietro, no? E secondo me due sono i punti chiave. Il primo è fondamentale, che ormai viviamo in un'economia globalizzata e al giorno d'oggi, con la situazione geopolitica che viviamo, è tra virgolette giusto che ci concentriamo su problemi molto peggiori di quelli che viviamo noi, molto peggiori di quelli che viviamo noi. Quindi io penso che in questo particolare momento storico sia giusto mettere da parte il nostro individualismo, pensare ai nostri problemi, perché ci sono in altre parti del mondo problemi molto peggiori che abbiamo il dovere di guardare. Abbiamo il dovere di guardare e di fare qualcosa. Quindi io il primo motivo per cui mancano i servizi alla persona penso sia questo, ovvero che viviamo per fortuna in un mondo globalizzato in cui si cerca di aiutare, e quindi per forza di cose è più difficile guardare alla persona. E il secondo motivo è quello che aveva detto l'avvocato Artuso, ovvero che ci sono le spese che sono assoggettate a determinati scopi, che difficilmente possono essere poi svincolati, e per questo servirebbe una ristrutturazione completa proprio dell'assetto dell'intero sistema. Ecco. Avvocato Artuso. Io ho l'esperienza di un comune di 17.000 anime dove in 14 mesi siamo dovuti intervenire 2 volte sul bilancio, prevedendo degli assestamenti per le spese del sociale. Avvocato, la fermo un attimo, vediamo se ancora c'è Gianfranco Valeri in linea. Gianfranco, scusami, pronto? Sì, scusami pronto. Gianfranco. Vai. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, volevo
volevo rivolgermi all'avvocato, tanto buongiorno avvocato, volevo rivolgermi a lei, quello che ha detto lo condivido al 100% con la lotta, però le riforme si potrebbe recuperare tantissimi soldi anche facendo delle riforme. Ad esempio, da quanti anni parliamo della riforma degli enti locali? Lei ha parlato del comune, proprio là volevo mettere il dito sulla piaga. Cioè, se uno abita a Treviso ha un servizio, se uno abita in un comune di 1000 abitanti è un altro servizio. E i comuni piccoli nel 2025 secondo me non hanno più motivo di esistere. E poi le faccio una provocazione, avvocato, ecco, lei prende una macchina, avrà sempre quella targa fin quando fa la demolizione. E io che ho il codice fiscale ogni tanto devo fare il certificato di residenza, il certificato di nascita, in proporzione come vedi, le cose non funzionano proprio bene. Ci vuole anche le riforme per recuperare denaro. Cosa ne pensa? Buongiorno e grazie avvocato, buon lavoro. Grazie Gianfranco, scusami ancora se ti ho fatto attendere, prego avvocato Artuso. No, la seconda è evidentemente una provocazione, penso che parlasse dei costi della burocrazia. E quella sugli enti locali mi vede d'accordo perché già dalla legge Bassanini, quindi stiamo parlando fine anni 90, si erano incentivate le forme di aggregazione dei comuni, proprio perché è più facile gestire un servizio su più comuni piuttosto che avere tanti uffici sparsi dove magari il tecnico va un giorno da una parte e l'altro giorno in un'altra. Qui c'è il tema un po' del campanilismo, perché sappiamo che tutti ci teniamo al nostro comune, tutti ci teniamo alle nostre frazioni, quindi è più un tema politico che altro. Devo dire che ci sono dei distinguo che vanno mantenuti, vedi ad esempio ciò che succede nelle comunità montane, dove vanno salvaguardate, perché altrimenti noi abbiamo dei borghi morenti, ma tantissimi territori, anche della pianura veneta, insomma i confini tra l'uno e l'altro sono dettati da un cartello, quindi ecco, lì si potrebbe lavorare, non tanto per ridurre i costi quanto per efficientare i servizi. Volevo tornare però un attimo sul discorso delle spese del sociale. Noi come comuni in 14 mesi siamo intervenuti 2 volte per adeguare le esigenze del sociale, proprio perché c'è il tema delle rette degli anziani in casa di riposo e c'è le rette dei minori, si anticipa, poi lo Stato dopo X restituisce una quota parte. Ecco, lì un comune non ha una possibilità di dire, beh, faccio la patrimoniale, tasso di più, non lo so, quelli che hanno la cravatta blu piuttosto che quelli che hanno la cravatta bianca. Il comune ha quell'introito lì e se lo deve gestire. Quindi che cosa vuol dire? Che tu puoi decidere di mettere di più sul sociale e di togliere da altre parti. Facciamo un esempio, manifestazioni sportive e culturali, piuttosto che andare a tagliare altri servizi che vengono ritenuti non essenziali. Ma se dai la priorità al sociale, allora lì a quel punto sai che quelle risposte lì e quelle esigenze lì aumenteranno sempre di più con il passare del tempo. Questo è un dato storicizzato che ormai lo abbiamo visto, il che ti impone delle scelte su tutto il resto del mondo. E anche in termini di consenso e di presa sulla cittadinanza, perché nel momento in cui tante cose non si vedono, cioè queste rette per gli anziani nel comune lo vedono gli interessati ma non lo vedono gli altri cittadini, però è una scelta politica di dove destinare le risorse. Qual è l'unica leva che si può fare? E guardate che i comuni su questo hanno già quasi tutti raggiunto il picco massimo, è intervenire sull'addizionale comunale. L'addizionale comunale è quel pezzettino di sovraimposta che ciascuno di noi paga e che va a beneficio del comune. Il comune può decidere l'aliquota, ma non può decidere l'aliquota in autonomia. Ha una forbice minima e una forbice massima. Tanti comuni hanno già raggiunto, tanti comuni anche diciamo della nostra zona, quindi comuni che hanno delle casse abbastanza gonfie, vuoi perché hanno le imposte sugli immobili, vuoi perché hanno l'addizionale, vuoi perché tanti altri hanno le imposte di soggiorno, hanno già alzato questa aliquota al massimo. Il che significa che fra 1 anno e mezzo, 2 anni, quando esigenze di bilancio statali temo che contrarranno i trasferimenti nei confronti dello Stato, lì devono iniziare a tagliare i servizi. Quindi ciò che noi oggi vediamo, prepariamoci che potrebbe essere addirittura peggiorativo nella logica di comuni che o gli si consente di alzare le tasse e poi sarà
la singola amministrazione che andrà a dire perché le alzate se decide di alzarle, oppure non avranno alternativa che ridurre i servizi. No, scusi, avvocato Artuso, secondo noi non siamo molto bravi, non capiamo tanto qualcosa, ma sti fondi del PNRR che tutti dicono che non abbiamo mai avuto tanti soldi come adesso, una parte gratis, una parte dobbiamo restituirli. Ma dove sono andati a finire? Chi è che ne ha beneficiato? Cosa hanno fatto con questi soldi? I progetti che mancano, perché non siamo neppure riusciti a portare avanti tutti i progetti necessari per avere questi soldi. Lei ha detto nel 2026 vedremo. Ma io sono molto preoccupata, perché non è che in giro vedo, a parte molto cemento che non serve a tutti, non sono quelli servizi che volevamo, ma eravamo costretti a fare questo. Non mi sembra proprio, anche perché erano destinati soprattutto al terzo settore, o sbaglio? No, nel senso che su 240 miliardi, di cui 80 a fondo perduto, quelli destinati al comparto sanità e coesione sociale sono neanche 19. Quindi noi ha detto abbiamo che ho ragione, no, ha detto no, ma perché ho ragione. Sì, certo. No, perché sembrava che avessi sbagliato. No. E la gran parte è destinata ad opere infrastrutturali e a efficientamento energetico, che va benissimo, nel senso che se tu consenti alle persone di andare ad intervenire sulle proprie abitazioni per ridurre i consumi, vuol dire ridurre le bollette, vuol dire avere immobili che non hanno così tanti problemi, però da un punto di vista pratico, al di là del superbonus che ormai è chiuso, non abbiamo visto altro. Le opere principali sono opere infrastrutturali. Ad esempio, se noi dicessimo ma qual è l'opera più costosa in assoluto? Perché c'è un sito molto ben fatto che analizza proprio i dati del PNRR e quindi consente di lavorarci dentro e andare a vedere. Stiamo parlando di qualcosa come 280.000 progetti su scala nazionale, dove c'è il progetto molto costoso, ma hai anche il progettino di basso impatto. Ecco, i più costosi sono quelli che riguardano la realizzazione dei treni ad alta velocità. Tutto ruota attorno a Milano. In Veneto, ad esempio, abbiamo la linea Verona-Milano. Quindi quelli sono le opere che infatti stanno andando avanti molto velocemente. Io vengo da Padova. A Padova c'è tutto il rifacimento e l'implementazione della linea di trasporti pubblico locale con l'inserimento della linea tranviaria. Stiamo parlando di qualcosa come 500 milioni su una città come Padova. Chiaro che quelli sono opere infrastrutturali che hanno l'obiettivo a tendere per il futuro, perché insomma sappiamo qual è lo stato della mobilità. Poi ci sono tante altre opere, e questo ce lo dice la Corte dei Conti nella relazione che ha diramato un mese fa, dove dice attenzione perché con il PNRR le opere si riusciranno anche a fare. Cioè ipotizziamo che appunto la palestra venga costruita, che il sistema di riciclo della plastica venga fatto, che l'asilo, ma poi le amministrazioni dovranno considerare i costi di funzionamento, perché io posso anche farla, la palestra, come dicevamo prima, no? Ma dopo ci vuole il custode, l'associazione. La fermo un secondo perché abbiamo Anna Maria da Vicenza. Vai Anna Maria. Sì, ciao Mirella, bentornata. A proposito di medici, posso dirti, me la sono scritta perché sono arrabbiatissima. Sono demoralizzata e arrabbiata. Vuoi sapere quante visite fatte ho nel comodino? Senza risposta. Quelle del cuore, della gola, degli occhi. Il mio dottore mi ha detto che non sa leggere il dischetto, lei non capisce quello che c'è scritto, lei non sa niente. Io ho 80 anni, allora che mi uccidono? Io non farò più una visita. Oltretutto mi mandano dappertutto. E ho sempre bisogno di tutti, perché ho 80 anni io. Cara, guarda, l'ho appena detto Anna Maria, perché ecco questa voce è la voce che sento. Ho sentito prima, sì. Grazie Anna Maria, cara, un abbraccio, se hai bisogno chiamami con le associazioni di volontariato, ma siccome siamo divisi anche là, non riusciamo ad arrivare ad aiutare Anna Maria, perché abbiamo le associazioni che hanno i pulmini che potrebbero andare a prendere Anna Maria e portarla dove dice lei, il dottore, dopo magari torna in Dio anche a loro, ma non importa, ma intanto l'accompagnano, però Anna Maria non sa a chi rivolgersi perché nessuno dice che a Vicenza c'è anche la possibilità di avere queste associazioni che aiutano. Capisci che non ci siamo proprio? Questa è la voce che sento io continuamente. Meglio che muoio, non faccio più una visita. Ma stiamo scherzando, Anna Maria? Ma assolutamente. Dottor Galuzzi, come chiudiamo?
Allora, vediamo anzi le immagini del dottor Gallucci che ha portato, se riusciamo a vedere così le commentiamo, che sono importanti. Prego, dottore. Allora, si è parlato molto in quest'ora della carenza dei servizi. Ebbene, l'Associazione Alzheimer Treviso, che ha un'estensione provinciale, mette a disposizione un ciclo di stimolazione cognitiva attraverso l'arte, rivolto a persone con decadimento cognitivo in fase lieve e moderata, attraverso uno strumento che è la bellezza, la contemplazione, il commento della bellezza. Sono degli incontri condotti con una nostra psicologa, dei quadri, delle immagini pittoriche, sono, diciamo, lo strumento per suscitare reminiscenza, ricordi, per commentare queste immagini, per provare emozioni e favorire la socializzazione tra i partecipanti. L'associazione la mette a disposizione, gratis, ripeto, di qualsiasi centro di servizi, casa di riposo, RSA, che dir si voglia, che voglia accogliere per alcuni mesi questo ciclo di incontri a favore dei propri ospiti. Quindi non pagherà nulla l'ospite e non pagherà nulla neppure la casa di riposo. L'esperienza quest'anno è stata condotta in Treviso presso la casa delle Suore Francescane in centro città ed è stata di grande successo, e poi ogni ciclo di incontri viene concluso con una visita al museo, in questo caso il Museo Bailo, per, diciamo, vedere di visu i quadri che erano stati prima, diciamo, ammirati come fotografia, e con una splendida collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Treviso, che in queste visite ci mette a disposizione anche un esperto museale che commenta, come in queste immagini, i quadri che sono presenti nel museo. Ma mi tira proprio per i capelli allora, dottor Gallucci. Vorrei concludere dicendo semplicemente... Prego. No, non deve concludere. Perché allora a casa il messaggio che arriva: se non riuscite ad arrivare dal dottor Gallucci in queste residenze per anziani, per diversamente giovani, diventate pittori e pittrici. Poi invece di andare dal medico di famiglia con il sintomo, andate col disegno e dite: dottore, io ho fatto questo disegno, ecco, come mi fa a curare? No, perché dottor Gallucci, è vero, è bellissima questa cosa, ma abbiamo sentito appena adesso Anna Maria da Vicenza. Dottor Gallucci, dobbiamo andare oltre. Io capisco che la bellezza, la cultura, l'arte aiuta, ma dobbiamo dare altri servizi, dottor Gallucci, oltre a questo, per arrivare a fare questo. Chi non ci arriva cosa fa? Sentiamo cosa mi dice Simone. Simone, dai, diversamente giovani, in futuro andrai anche tu a dipingere, se avrai la fortuna che farete le strutture, i servizi, il personale. Vai Simone. Sì, io volevo riallacciarmi a quanto detto dalla veloce perché sono in chiusura. Sì, dei 280 miliardi del PNRR, 19 soltanto legati a sanità e coesione sociale e legati all'efficientamento energetico. E poi addirittura la decisione di triplicare la spesa per la difesa e la sicurezza. C'è proprio una direzione che vuole trascurare l'individuo, perché in questo momento storico le decisioni più importanti riguardano, ecco, l'efficientamento energetico per una transizione verso la neutralità climatica e appunto la sicurezza e la difesa, che in questo periodo storico è fondamentale. Quindi io penso che sì, sicuramente bisogna dare maggiori servizi alle persone, però bisogna fare anche i conti con la realtà, cioè il momento in cui stiamo vivendo. Questo. Magari un esercito tutti quanti assieme, magari avvocato Artuso, un esercito unico per tutta l'Europa non sarebbe male, invece di ognuno fare il proprio esercito, ma chissà cosa succederà. Concluda, dottor Gallucci, con la bellezza e con l'arte. Allora, la conclusione è questa, che è vero che c'è bisogno anche e soprattutto di un supporto economico e di servizi. L'esempio che ho citato io è un esempio, diciamo, che si aggiunge ad altre cose che sono giustamente, come si è detto, dovute.
E volevo sottolineare solo il fatto che l'arte, la bellezza, la contemplazione della bellezza è aperta a tutti, non ha, diciamo, un obiettivo, o comunque non è condizionata dal censo, perché ciò che è bello viene percepito da chiunque. Ci mancherebbe anche che si facessero esatto. pagare anche la bellezza, no, perché sino a questo punto... Ma io intendo anche, intendo soprattutto come, diciamo, background culturale. Sì, certo. A prescindere da cosa uno abbia fatto nella vita, percepisce comunque ciò che è bello. Dobbiamo chiudere, dottore. Prego. La inviterò ancora. Avvocato Artuso, come chiudiamo? È ottimista, pessimista? Cosa vede nella sua sfera magica di numeri? Perché i numeri contano, quelli veri, quelli che li sanno dare giusti però, perché sennò dopo noi diamo i numeri. Mi ha fatto venire in mente, a proposito di non ci faranno mica tassare la bellezza, che una delle tasse più odiate e più assurde, ma stiamo parlando del Settecento, era la tassa sulle finestre. Più finestre avevi, più pagavi, perché le finestre erano un indice di ricchezza, perché la casa evidentemente si poteva permettere una stabilità strutturale diversa. Allora tutti cosa facevano? Chiudevano le finestre, le muravano, e a quel punto ci furono dei problemi sanitari enormi, perché si creavano di fatto delle capsule, quindi lì il sistema fiscale cambiò e abbandonò quella forma di tassazione per andare verso altre. Quindi vedete come anche il sistema fiscale poi influisce sulle scelte dei cittadini e sulle spese pubbliche. Ecco, non siamo alla tassa delle finestre, speriamo che mai più ci torneremo, anche perché Non oggi, si sa mai oggi dire dovrebbero mai in farlo sulle Italia, mai dire vetrate, mai, sulle avvocato. terrazze, però ecco, chiaramente l'attenzione della persona per un sistema fiscale che ancora oggi vede la persona al centro e lo Stato sociale al centro è fondamentale. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Numero di rete fissa della caserma dei Carabinieri di Mestrino clonato per incentivare le vittime a fidarsi e a effettuare bonifici. Questo l'allarme che il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro ha lanciato sui social con un post in cui si legge: ci sono pervenute segnalazioni di truffe telefoniche realizzate tramite la clonazione del numero della caserma dei Carabinieri di Mestrino. In questi casi i truffatori utilizzano una tecnica chiamata spoofing, che consente di simulare numeri telefonici reali. Il sindaco prosegue ricordando che i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai denaro o bonifici telefonicamente. Invita inoltre i cittadini a non agire mai di fretta e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Allora io ringrazio e saluto al momento Don Paolo Magoga che è qui con noi. Grazie Don Paolo di essere qui con Mirella. Forse ci collegheremo col comandante Francesco Caccetta, maggiore dei Carabinieri. Dovremo collegarci con Perugia, vedremo, però intanto vorrei parlare con lei, Don Paolo Magoga. Io so quanto lei si sta veramente adoperando per far crescere i giovani, ecco, anche con una manualità, con una formazione, perché ce l'hanno, perché sono bravi, sono dei creativi, ma li vediamo poco, tutti i giorni, sempre i cattivi esempi, mai quelli buoni. Io invece continuo sempre, tutte le mattine, a dire: guardate che non è così, sono di più i ragazzi bravi, no i bravi ragazzi che non mi piacciono, sono quelli che non mi piacciono, i ragazzi bravi. Ecco, com'è la storia e come vede lei? Sono iniziata la scuola, vorrebbero una scuola diversa, più formazione, più laboratori, non hanno manualità, ma se nessuno gliele insegna e riesce a capire la creatività del ragazzo. Prego Don Paolo Magoga, a lei. Beh, grazie. Allora, niente, penso che abbia introdotto bene l'argomento, nel senso che le nostre scuole, soprattutto le scuole elementari e medie, forse meno alle elementari, un po' più alle medie, soffrono di pochi laboratori, poche occasioni di manualità. Ce ne sono, ma ecco, non sono così importanti o così presenti come magari
i ragazzi chiederebbero, proprio perché una volta i ragazzi andavano nei cortili, si arrampicavano sugli alberi, avevano nelle case dei padri officine dove provarsi, farsi anche male dandosi qualche martellata. Ecco, oggigiorno tanti vivono in appartamenti e non escono, non conoscono la fatica, a farsi male, tutte dimensioni che invece appartengono a questa età della scoperta, del perlustrare, del provare, del costruire. Ecco, e cosa succede? Che si concentrano, come sappiamo, nei social, nei cellulari, e quindi muovono un dito, massimo 2, di un telefonino, e vivono un mondo soprattutto irreale di immagini, di emozioni molto forti, di avventure di altri, dove mettono link, eccetera, eccetera, e quando provano loro, più delle volte rischiano di farsi veramente male, perché emulano persone che magari sono ormai professionisti anche di gesti rischiosi. Ciò che manca quindi sarebbe una scuola che gli fa prendere in mano un martello, gli fa piantare dei chiodi su una tavola, e così capisci che non è facile, anche solo piantare un chiodo. Serve precisione, serve attenzione e serve forza, per non dire quando poi si parla di un motore o di un impianto idraulico elettrico. Qual è però il vantaggio di questo? Che dopo un po' i ragazzi scoprono che è bello, che ti dà soddisfazione, che finalmente puoi dire: questo non l'ho fatto io al computer. Non è una ricerca scoppiazzata tra intelligenza artificiale e qualche sito. Questo pezzo l'ho costruito io. Posso costruire qualcosa che è utile agli altri, che può entrare in un circolo di un'azienda che era fermo e che adesso parte. È il motorino, è il motore di una caldaia, qualsiasi cosa. E questa manualità, questa capacità di fare, che molto spesso hanno proprio quei ragazzi che apparentemente sembra che dal punto di vista intellettuale siano quelli meno spigliati, un po' più lenti, svogliati. Non è vero, è un approccio diverso. Una volta messo in moto si sblocca anche quello intellettuale. Allora saluto veramente, ringrazio il comandante, il maggiore Francesco Caccetta, maggiore dei Carabinieri, collegato con noi da Perugia, i minori intrappolati nella rete. Buongiorno e veramente grazie per far capire invece l'importanza di ascoltare, di capire chi sono i nostri giovani, come salvarli da questa intelligenza artificiale che fra poco avranno anche gli amici artificiali, perché sta arrivando di tutto e di più. Ecco, si chiuderanno sempre in se stessi, dobbiamo aiutarli. Cosa vede Maggiore? La ringrazio di essere qui per spiegare anche l'importanza di quello che state facendo, questo nemico veramente feroce che è la rete, il social. Prego Maggiore. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questa trasmissione, dove partecipo sempre molto volentieri perché affrontate molti argomenti di interesse abbastanza attuali. Quindi sì, mi associo a quello che ha detto il sacerdote poco fa, ma in realtà non dobbiamo vederla come un nemico, l'intelligenza artificiale o tutto quello che sta nascendo adesso. Dobbiamo soltanto fare una riflessione su come noi adulti affrontiamo il problema, perché secondo me siamo fuori tempo, nel senso che l'avventura digitale ci ha colto un po' impreparati, perché siamo arrivati tardi alla consapevolezza di quello che sta accadendo. Io ho scritto un libro nel 2015 che si intitolava Abbandonati nella rete, dove davo alcuni suggerimenti su quello che secondo me poteva succedere nel futuro. E non ci ho preso, nel senso che quei suggerimenti non sono serviti a nulla, e adesso nel 2025 mi sono ritrovato a scrivere un nuovo libro che si intitola appunto Intrappolati nella rete, perché questa è la definizione giusta dei ragazzi. Vediamo anche la copertina del libro del Maggiore Caccetta, grazie alla regia. Grazie. Maggiore, però questi ragazzi chiedono attenzione, ecco, come diceva
il sacerdote Don Paolo Magoga, bisogna prenderli per mano, accompagnarli, non è perché un ragazzo sbaglia che si deve mettere all'angolo, subito etichettare come ladro, spacciatore. Sono minori, sono ragazzi che hanno un vissuto difficile, però non abbiamo le strutture. I progetti sono messi da parte, pochi se ne fanno per loro, e io penso invece che dobbiamo veramente aiutarli a crescere dando loro la possibilità di imparare, di fare fatica, di studiare, di lavorare, di fare sport, ma non mi sembra che vadano avanti tutti questi progetti. Don Paolo Magoga sta facendo questo con i propri laboratori, ad esempio con la robotica, sono molto intrigati. Io ho sentito un ragazzo, non mi ricordo se me l'ha portato Don Paolo Magoga, un altro sacerdote, che non ci credeva. Ecco, diceva: io non farò mai quelle cose che fanno i miei amici, i miei compagni di scuola. Poi si è avvicinato ed è stato intrigato dalla squadra ed è stato felice. Forse, io non so, Maggiore, me lo dica lei, però io abolirei i carceri minorili, li impiegherei questi ragazzi in comunità dove veramente possono crescere con i diversamente agili, con i diversamente giovani, assieme, facendo fatica, impegnandosi, facendo anche molto sport e lo studio, perché la cultura li salverà. Cosa dice Maggiore? Poi sentiamo anche Don Paolo Magoga. Sì, in effetti proprio come diceva Don Paolo, a prescindere che comunque noi abbiamo dei precursori nella storia, noi siamo sempre abituati a non vedere le cose che già abbiamo, no? Perché basterebbe vedere quello che diceva la Montessori rispetto all'educazione, che poi invece l'abbiamo demonizzata e l'abbiamo accantonata. Non esistono ragazzi che non hanno voglia di fare qualcosa, il problema è che non vengono coinvolti. Le parrocchie in questo hanno una grande responsabilità, perché anche in passato sono stati i luoghi di aggregazione più importanti. Io stesso vengo da un percorso, io ho fatto 8 anni dalle suore, tra asilo e elementari, e ho ancora bellissimi ricordi per quanto riguarda gli stimoli che mi venivano dati in quelle strutture, anche nelle parrocchie, negli oratori. Adesso è sempre meno, perché purtroppo i giovani sono chiusi dentro casa con questi maledetti telefonini, però bisogna fare i conti con quello che abbiamo in questo momento, quindi non fare retorica, non stare a pensare a quello che eravamo noi, a quello che era il passato. Ad esempio, una cosa che faccio notare in questa trasmissione, sarebbe stato utile avere un ragazzo di 14 anni. Ce l'avevo prima, si dio sempre, Maggiore. Ci voleva adesso, perché adesso lui poteva esprimere il suo parere, perché noi diamo pareri da vecchi, non siamo dentro la situazione, quindi ci sforziamo di capire, ma non è così semplice. Quindi io credo che per il futuro uno dei modi che possiamo avere per migliorare la situazione, non risolverla, perché non la risolviamo, specialmente con la nostra mentalità attuale, quella dei nostri politici, quella della scuola, non la risolviamo così. Bisogna soltanto fare un passo indietro, entrare nel mondo dei giovani, entrare nel mondo di internet e dell'intelligenza artificiale prima che sia troppo tardi e che faccia più danni di quelli che già sta facendo, e porci un po' come filosofi e con la pedagogia. Insomma, non possiamo pensare di risolverla con le leggi o con altre cose. I carceri minorili, sono d'accordo con lei, in Italia il carcere è rieducativo, quindi sarebbe opportuno, ma magari nei carceri effettuassero dei corsi per migliorare il rapporto tra i giovani e la tecnologia, perché lì sarebbe un modo incredibile, perché anche il luogo è quello che si presta di più, perché non c'è scampo, devono stare lì, quindi non hanno distrazioni. Stando lì e essendo magari educati, o insieme a loro interagire per capire quali sono le loro aspettative dalla tecnologia e come sfruttarla al meglio senza farsi intrappolare appunto nella rete. Guardi, Maggiore, la farò felice, perché io domani avrò proprio un incontro con un giudice anche importante per far capire l'importanza di portare avanti questi progetti. Dopo non so se riuscirò a farcela, perché sa, Maggiore, che mi seguono da tutte le parti, perché sa, e siccome non faccio business, ma cerco solo di aiutare, questo dà fastidio, è perché funziona solo il business, i progetti col business, invece porto progetti senza business. Vedremo come andrà a finire. Domani avrò questo importante incontro
con questo giudice. E anche volevo dirle che io invito sempre i giovani, adesso purtroppo sono a scuola, però nella mia trasmissione quando posso e quando riescono a venire li ho sempre e dicono quello che dice lei: noi dobbiamo essere più ascoltati, non c'è niente da fare. Abbiamo Claudio da Marano, veloce Claudio, vai. Sì, buongiorno a tutti, arrivo un po' lungo perché si trattava di parlare di quello che discutevate prima, cioè praticamente i fondi per il sociale, i soldi. È chiaro che nel 2011 il governo Berlusconi ha tolto i trasferimenti, i denari da Roma ai comuni e ha detto ai comuni: lavorate con i soldi che avete per l'edilizia, praticamente i fondi urbanistici. E quindi hanno aumentato l'IMU, hanno messo sugli autovelox e i comuni hanno cominciato a arrangiarsi. Però non si fa così, non si toglie soldi per il sociale così, senza guardare in faccia a nessuno. E poi adesso abbiamo speso 450 miliardi in 10 anni per armamenti e abbiamo dato la base di Sigonella agli israeliani, che hanno combinato un guaio in Medio Oriente. Adesso quelli del Medio Oriente, i paesi arabi, si sono riuniti e hanno fatto una NATO araba. E questo qua sarà un grande problema per il futuro. Abbiamo minato il futuro dei nostri figli. Siamo più, diciamo così, bulli, noi più vecchi che noi figli. Perché minare il futuro, questi qua che si fanno la NATO araba, hanno nella regione cose che per chi non è fedele sono un po' particolari, andatevi a leggere la religione araba. Adesso sì che Netanyahu e la Meloni, che gli ha dato anche da far villeggiatura ai soldati, adesso sì siamo nella rogna. Questa destra, da Zelensky che è fuori corso e ha abolito i partiti, alla Meloni, a Trump, adesso avete minato il futuro dei vostri figli solo col voto che avete fatto. Buona giornata. Abbiamo sentito Claudio da Marano, sentiamo le riflessioni di Don Paolo Magoga, questo Don Paolo che sta cercando invece di portare nella strada giusta questi ragazzi, ascoltando, vedere che maluità hanno, ecco, gli intrigano cose nuove. Come diceva il Maggiore, non sono più i ragazzi di una volta, è inutile che andiamo a vedere una volta eravamo. Sì, una volta eravamo quelli che siamo adesso, sono cambiati i mezzi, ma quelli siamo. Prego, Don Paolo. Certamente ci troviamo a vivere delle sfide nuove. Sicuramente i nostri nonni e i nostri genitori non avevano problemi perché un po' di cinema e un po' di TV era tutto il social che avevamo, dopo erano le sagre di piazza, erano le chiacchierate sui muretti della chiesa. Gli oratori, Don Paolo. Gli oratori, sì. Ecco, sotto il campanile, insomma. E oggi no, potremmo quasi dire che la piazza è virtuale e i lupi arrivano molto spesso vestiti da agnelli. Già dicono che ci sono dei giochi per bambini dove puoi, se non stai attento, diventare preda di malintenzionati e quant'altro. Quindi sicuramente, ed è un lavoro che si fa anche a scuola, è quello di mettere in guardia i ragazzi su come gestire questi strumenti, sapendo che è come se tu avessi una porta aperta dove può entrare chiunque. E più ti mostri, più ti esponi e più diventi anche appetibile per qualche volpone. Ma accanto a questo lavoro che si fa a scuola di prevenzione, di informazione, eccetera, io credo che sia importante, proprio come veniva anche detto, perché i ragazzi l'oratorio, la parrocchia l'hanno ormai abbandonata. E chi resta? Restano sicuramente le scuole, che hanno ancora, potremmo quasi dire, il 99% degli adolescenti, e poi le società sportive, i bar e tutte queste agenzie che secondo me in questa situazione dovrebbero lavorare a stretto contatto, cercando di fondersi con l'agenzia in assoluto più importante, che è ancora la famiglia.
sebbene sia bistrattata, sia diversificata, perché immagini di famiglia ne abbiamo tante, insomma allargata, multicolor, eccetera, eccetera, resta sempre un punto di riferimento per i ragazzi. Quando un ragazzo non sa dove sbattere la testa, ha due luoghi: i compagni di classe o i compagni di giochi, che però molto spesso ne sanno quanto lui, e dopo la famiglia, se è fortunato, ha qualche professore di riferimento. Ecco che un'alleanza tra gli adulti che vogliono bene a questo ragazzo è molto importante. Tanto per dirle, stiamo scrivendo con una psicologa che è molto vicina alla nostra scuola, Cesia Polloni, un libro a 5 mani dove c'è un contributo psicologico, internet, il tema della scuola, il tema della legge, la giurisprudenza legata agli adolescenti, e io scrivo il capitolo sulla spiritualità. Ecco, questo testo, che è sponsorizzato da Rotary di Asolo, vorrebbe aiutare i genitori a capire questi ragazzi. Una fotografia da una parte, consigli utili dall'altra, uno strumento dove scrivono anche i ragazzi, dove scrivono anche i genitori, per capire che questa generazione è una generazione, come dire, che è tipo quella del dopoguerra. È una generazione che nasce una realtà apparentemente bella e perfetta, ma dentro che ha subito dopo il Covid una grande rivoluzione, ideali cambiati, libertà che prima non c'erano, che adesso ci sono. Cioè pensi che un ragazzino può spendere una fortuna solo giocando online, vede, stravede, può fare di tutto e di più, può mostrarsi, postare, ecco, quindi sono sfide che nessuna generazione prima si è trovata a vivere. Senti, e questo padre, devo interrompere, se no non ce la faccio, voglio sentire e rivediamo anche la copertina del libro del Maggiore Caccetta. Maggiore, cosa ne pensa di quello che ha detto Don Paolo, e soprattutto come mai non si riescono a fermare quei pochi ragazzi che si comportano bravi, che poi vengono detti anche da qualcuno bravi ragazzi, invece di lasciar vivere i ragazzi bravi, che ce ne sono tanti, che hanno voglia di fare, che si mettono in gioco. Ecco, chi è che non vuole fermare? Perché anche voi siete nel mirino. Ecco, come si fa? Pochi che tengono in pugno forze dell'ordine, sindaci, cittadini. Chi è che dovrebbe intervenire? Lei è un maggiore dei carabinieri. Ecco, c'è qualcuno che deve fermare quei pochi che stanno mettendo veramente a rischio tutta la cittadinanza e non solo. Prego. È un discorso un po' complicato, non è così semplice dare una risposta. Intanto io devo precisare che io sono maggiore dei carabinieri in pensione dall'anno scorso, devo dirlo, perché non parlo a nome dell'Arma dei Carabinieri, parlo a nome mio personale, questo è importante come precisazione. Allora. E dopo 42 anni nell'Arma penso che qualcosina la posso dire. Per quanto riguarda la sua domanda e quello che ha detto Don Paolo, sono d'accordo con lui. Il problema è abbastanza ampio, nel senso che non c'è una risposta precisa. Allora, la cosa più importante è che tutto il mondo attuale si muove intorno ai soldi, intorno al guadagno, intorno al modo più semplice per portare a casa soldi. Lo percepiscono i giovani come lo percepiscono gli adulti e lo percepiscono le grandi aziende, tutto quello che ruota intorno ai ragazzi, perché internet, TikTok, piuttosto che Instagram, piuttosto che Facebook, ma Facebook molto meno, sono tutte piattaforme che mirano soltanto a far guadagnare soldi a coloro che le hanno inventate e vanno a captare l'esperienza emotiva dei ragazzi, il desiderio emotivo dei ragazzi, lo sfruttano per fare soldi, tutto qui. E quindi la cosa da cui si deve partire è la rieducazione di questi ragazzi, ma non parlo di educazione nel senso di essere cortesi o del buongiorno e buonasera, parlo proprio di essere educati all'introduzione al mondo della rete, che non c'è, quindi ci vuole sinergia fra tutti. Non so chi è che ostacola quelli bravi piuttosto che favorire quelli meno bravi. Penso che sia comunque un disegno comune che risale ai tempi dei tempi, cioè il popolo più lo tieni ignorante, più lo tieni con poche conoscenze, più facilmente lo amministri e lo dirigi. Questa è una vecchia clausola che abbiamo da un sacco di anni, quindi la tendenza ad avere un popolo ignorante, avere giovani
che sono drogati di social network sicuramente giova al sistema, che non è quello di cui parliamo noi. Ecco, noi ci parliamo intorno, ci spacchiamo per cercare di dare dei consigli, ma poi alla fine chi può fare veramente qualcosa, che sono coloro che fanno le leggi e coloro che gestiscono il mondo delle scuole, dell'educazione, soprattutto dell'istruzione, non hanno nessuna intenzione, perché se guardiamo le riforme, no, a parte quella della Gelmini, quella più vecchia, insomma, non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla che richiami a questa particolare branca, che è quella del mondo dei giovani attuali. Non c'è una materia a scuola dove si può insegnare ai giovani a gestire l'emotività e i social network. Ci vorrebbe, perché comunque fare un incontro con i carabinieri una volta all'anno o con la polizia postale una volta all'anno serve solo a mettere a posto la pratica. Io l'ho già detto più volte, serve solo a dire qualcosa abbiamo tentato di fare, ma non si fa così. L'educazione deve essere costante, deve essere una materia tutto l'anno. I ragazzi hanno bisogno di fare domande, di esternare i loro problemi sulla rete, il cyberbullismo, il guadagno facile, i giochi online con possibilità di guadagni facili che poi in realtà non esistono, il diventare influencer. Cioè i ragazzi non sanno più neanche che mestiere fanno, non neanche si preoccupano dei mestieri, perché già sanno che il loro destino, il loro sviluppo è lì, sulla rete, facendo gli influencer, guadagnando soldi facili, bitcoin, tutte queste cose qui. Cioè, in realtà non lo sanno, perché come abbiamo detto già in altre puntate di questa bellissima trasmissione, i ragazzi fino a 21 anni non hanno lo sviluppo completo dei lobi temporali, quindi non riescono ancora a comprendere il bene, a discernere il bene dal male, fanno un sacco di confusione. Quindi non è così semplice. Io non ce l'ho una risposta, sinceramente. Ecco, neanche c'ho una serie di guardi, proposte. Maggiore, però qualcun altro potrebbe fare un passo più in là e dare delle risposte. Sono quelli che sono nella stanza dei bottoni, che possono decidere anche il futuro di questi ragazzi e anche il nostro. Io ringrazio veramente il già carabiniere Francesco Caccetta, maggiore dei carabinieri in pensione, che si occupa di minori intrappolati nella rete, che ha scritto questo libro veramente importante. Leggetelo, andiamo a vederlo un'altra volta, perché sono veramente delle pillole di saggezza che forse tutti quanti noi dobbiamo capire. Eccolo qua, Intrappolati nella rete, del maggiore Francesco Caccetta, già carabiniere perché adesso è in pensione. Don Paolo Magoga come ci saluta? Grazie maggiore. Vi saluto così in pochi minuti dicendo che è molto importante educare i ragazzi alle emozioni. Le emozioni che sono di una gamma grandissima, da quelle legate all'amore a quelle legate al valore della vita. A volte i ragazzi rischiano anche molto e rischiano di buttarsi via perché forse non sanno più leggere le proprie emozioni, le proprie delusioni, le proprie sconfitte. E quindi una scuola, e cerchiamo di farlo noi a scuola, che cerca di insegnare che anche se non sei felice sempre, non per questo ti devi buttare via. Basta così perché non ho più tempo, perché adesso andremo a vedere anche un'altra emozione. Don Paolo Magoga, l'assegno di Mirella a chi è andato. Andiamo a vedere, vi saluto e vi lascio con le emozioni. Grazie ai miei ospiti, buona giornata a tutti. Allora, oggi siamo a casa di Mauro, cari amici miei, grande famiglia, e siamo con la moglie e una delle sue bimbe. L'altra è ancora a scuola, perché la Mireluccia ha portato i vestiti di carnevale che vedete alle mie spalle e le mascherine, ma anche dei libri, delle fiabe, perché secondo me è sempre bello leggere questi libri. Uno l'ho portato anche per Mauro, dopo glielo diamo. Allora, Maria, hai detto, io ho tante spese, Mirella, purtroppo la vita è molto cara, ho 2 bambine e tutto costa tutto caro, anche Mauro ha delle esigenze. E allora noi oggi siamo venuti qui per dare l'assegno a te, Maria, perché io so che tu ce la stai mettendo tutta e stai facendo tanta fatica. Oltretutto c'è un problema, che loro hanno una casa che hanno tanto desiderato col mutuo, però è diventata piccola. Mauro si sente escluso perché vive in una stanza piccola. Maria non può dormire vicino a lui perché c'è solo un letto che ci sta in questa stanza e lei dorme per terra, pur di stare vicino a Mauro, perché Mauro deve essere assistito giorno e notte. Allora, Maria, io vorrei lanciare anche un appello. Se qualcuno avesse una casa
grande, perché Mauro mi ha fatto una confidenza, mi ha detto: delle volte io mi sento escluso, loro sono in cucina e io non partecipo alla loro vita familiare perché sono in questa stanza. Le bambine sì, vanno, però rimangono anche in cucina. Cosa vorresti avere? Il tuo sogno quale sarebbe, Maria? È il sogno di Mauro specialmente. Di Mauro, di avere più spazio per tutti quanti, specialmente per lui, perché avendo più spazio lui può avere più libertà di muoversi, magari in carrozzina ovviamente, venire più spesso su. E è questo il discorso di avere più spazio, che qui non abbiamo più di tanto. Sì, sarebbe ideale la quantità di cui abbiamo oggi, però non in questa situazione in cui siamo. Perché quando avete preso questo appartamento nessuno immaginava la tragedia. No. Era il vostro nido d'amore, questo qua con le vostre bellissime bambine. Allora io lancio questo appello, poi vediamo cosa succede. Sono tanti i pensieri in queste condizioni. Io ho sentito anche che la Regione sta elargendo un contributo proprio per le famiglie come voi, con Mauro, con questa terribile malattia che è la SLA, e perciò anche questo ti aiuterà ancora un po' di più. Però secondo me è giusto che Mauro viva felicemente la sua famiglia, perché lui la adora sua moglie, adora le 2 bimbe che sono meravigliose, e perciò è giusto secondo me che anche noi aiutiamo questa famiglia a stare unita ancora di più, perché se lo meritano veramente. Questo, Maria, è l'assegno della grande famiglia di Veneti Schiacciati, che penso te lo meriti, no, tutto di più, tu e tutta la tua famiglia. Spero che questo non sono cifre enormi, però sono cifre che lasciano respirare un po', e tu so che hai bisogno anche di respirare, perché 2 bambine, scuola, cioè tutto quanto. Si fa fatica a arrivare a fine mese. Cosa vuoi dire, Maria, alla grande famiglia di Veneti Schiacciati? Io alla grande famiglia di Veneti Schiacciati voglio ringraziare tantissimo a nome specialmente di Mauro, soprattutto di Mauro, e anche da parte nostra un grazie veramente grande di cuore. Adesso andiamo da Mauro, perché vi ho portato anche un libro. Mauruccio! Ecco, questa è la stanza dove Mauro e Maria vivono. Maria vive qui per terra, qui vedete il materasso. Maria si mette questo materasso per terra e tutta la notte, ecco, lei qui è vicino a Mauro, perché un altro letto non ci sta. È una situazione molto particolare, ma soprattutto lui vuole vivere la sua famiglia assieme, mangiare assieme, viverla questa bellissima famiglia. E allora io, Mauro, ho fatto questo appello, vediamo cosa succederà, se troviamo qualcosa, indipendentemente che voi avete il mutuo su questo appartamento, ci faremo anche consigliare da gente esperta per vedere di trovare una soluzione, perché io so, Maria, che Mauro vuole questo, vuole vivere vicino a voi il più possibile. Perciò io ringrazio la grande famiglia di Veneti Schiacciati, ringrazio tantissimo Mauro. Stiamo vedendo di mettere il libro, anche abbiamo preso dei contatti con la libreria Canova, col direttore. Speriamo vada tutto bene, in maniera che questo libro si possa trovare anche nella libreria, e perciò noi andiamo avanti per la nostra strada. Noi ci proviamo sempre, tutto, diamo tutti noi stessi per riuscire a migliorare le situazioni di queste famiglie. Ciao!